9:30 di sabato mattina. Un fine settimana rovinato. La Ciringa no è saltata perché è arrivato il temporale più brutto degli ultimi 500 anni. A me ma tu alzi pure gli occhi al cielo, ma ti vuoi rendere conto no che hai sbagliato? No, allora ma ragioniamo. Stamattina ci dovevamo svegliare alle 5:30, non nessuno da svegli, ci siamo svegliati con mezz'ora di ritardo. Ti metti sotto la doccia con l'acqua bollente, tanto che ci sei stato mischiattato sul batone, mi sono dovuto fare la doccia con l'acqua ghiacciata. Scendiamo, stiamo a fuori la casa, chiamo la casa, tieni tu e tieni tu. Gli ha già cercato 40 minuti, in due giacchetti, in due giubbini, in due cassetti, in dall'armadio. 40 minuti di ricerca, lo stai in chiave e tenevi tu in da borsa. Scusa amore, non è la borsa, è un bazar. Quando ho chiuso su negozi e attaccate la borsa. Non contento, scendiamo a basso il garage, che avrò garage che te, no, che lì tieni tu. Anzi no, aspetta, fammi cercare, no, ecco, le ho trovate, e tendi. Tanto che ho sbattuto mazzi di chiave, le fatte cadere dentro al tombino. Leva la grata, mette in mano in una munnezza, cerca le chiavi e trovo. Una volta che l'ho già trovata, metto in moto la macchina, vado per fare marcia indietro e squarcio la fiancata laterale destra. Vado a mettere la marcia avanti, 3 chiodi da 10 nella ruota anteriore sinistra bucata. Arapo uovo, piglio cricca, izza la macchina, sveglia il bollone, piglia la ruota di scorta bucata. In definitivo sono che 9:30, non siamo usciti più tutto questo perché? Perché ieri sera non ti sei voluta fermare quando il gatto nero ci ha attraversato la strada. Non è che era nero normale, era talmente nero che faceva tutto con l'asfalto. Infatti non l'ho visto. Allora perché non l'hai investito? Tanto, ma può piacere, padrà. Oh, ma no, se veramente non l'avessi visto, l'avresti investito, invece è curvata. Vabbè, quanto hai ragione. Facciamo che l'ho visto all'ultimo momento. E non ti potevi fermare, ma che dovevi intossicare la giornata a me? Antonio, tu veramente vorresti credere a queste sciocchezze stamattina? Anzi, sciocchezza. Antonio, tu non mi devi fare il napoletano. No, ma ti faccio la torinese. Che già fa? Io sono napoletano. Stai diventando puntiglioso. No, io sono diventato preciso perché quando faccio una cosa e se sbaglio chiedo scusa, ammetto di aver sbagliato. No come a te, che fai finta di niente, come l'altro giorno me ne stai facendo per i fatti miei, io sono la rinda a casa con ombrello a mano, mi firmo fuori la porta, mi levo ombrello a mano, no, amo, tanto esce il sole. Guarda, io mi sento la puntata, mi pare che bella chioma. No, esce il sole. Vaga a piazza del plebiscito, a chiappare l'acquazzone mezzo che stamattina sono tornato a casa tutto un buso, tu che mi dici? Amore, ma perché non ti sei portato l'ombrello? Antonio, ma sapete che hai stamattina? Sto nervoso, anzi, per tornare a parola sto incazzato. E poi è inutile che mi prendi in giro con il luogo comune della napolitanità. Tu pure sei napolitano. Sì, ma io non lo do a vedere, ci sono napoletani e napoletani. Appunto, non ti potevi fermare, aspettavo che passasse qualcun altro e si pigliava la sfiga? No, perché erano le 3:30 di notte, chi volevi che passasse a quell'ora? Chi? Sì, va, sì, secondo di chi poteva passare? Va, lo senti? Lo senti chi passava? Il figlio del nostro vicino di casa. Il figlio degli stoppini. Lo stupino Pacciarino. 15 anni che andava in mezzo, su dei vicini tutte che nel notte va a ballare. Ti torna alle 3:30, dopo dici che non c'è il mestiere, per forza, trovate un capo. Che volevo? Se gli capitasse qualcosa di male. Sì, io la disgrazia gliela auguro tutti i giorni a sti idiota. A così a fece di ascoltare sta musica, state ascoltando tutte le cose, no? E basta con sta musica! Me stai a bombardare i coglioni! Ce l'ha fatta capire il padre con delicatezza. Bravo il signor Stoppini. Così dovrebbe essere un padre, severo, autoritario, non come i genitori di adesso che sono troppo ipersensibili con i figli. No, io a mio figlio non lo posso rimproverare, che è troppo sensibile, ma capace che succide. Poi non rimproveri, e accivolo tu a sti imbecille, poi lo fai non piacere. Ma te voglio bene. Oh, tieni i ricchi troppo sotto i piedi, amore, può piacere, il pavimento si graffia, costa un sacco di soldi. Perché non c'è le calze? E perché le devo mettere? Perché il piede suda, il sudore contiene sempre una sostanza acida, ma brucia la vernice. Le scarpe sui camoscio, per favore, mi fai la macchia del piede sul camoscio, Amore. Amore mio. Ti piacerebbe avere un figlio?
e 9:30 di sabato mattina. Dopo tutto quello che è successo facciamo un figlio. Ci nasce la voglia di gatto nero in bietto, ci nasce, ma che stai scemo? La famiglia. Ma voi lo sai come la penso sui bambini? Io non è come sono antipatici, io non ne supporto proprio. È più forte di me, sono antipatici, sono ingombranti. A 2 metri entrano in casa e fanno comandare tutte cose loro, devono stare sempre al centro dell'attenzione. Tu sei prima di guardare un telegiornale perché si mettono a piangere, perché stai piangendo perché ti sei distratto, mi sono distratto. Sto guardando un telegiornale, no, devi guardare a lui. Cioè fammi capire una cosa, io invece guardo un telegiornale, già guarda a te che starai, noi mi sono troppo affaccinate, ma che ne sai che succede in dopo? Che me lo racconti tu? Parla, uè, mamma, pupù, non ne fa niente. O fanno pipì o fanno cacca. Tra l'altro certe cacche allucinanti, ma io vedo che non hanno promozione. Tanto di latte mi fanno una cacca da. Ma Si che... spanno a contatto con l'aria. Poi nel supporto quando arrivano a 6-7 anni l'età della poesia, guarda, non mi devi credere. Non c'è genitore che non dica non perché mio figlio, ma come dice lui la poesia. Ma come dice questa poesia? Come dice la poesia? Fa sentire Ozzi come prima Ozzi, ma io so per figlio d'Ozzi, vabbè Ozzi, ma non si ma Ozzi, ma chi te sa? Sali sulla sedia dell'Ozzi, no, non va a sentire la sedia dell'Ozzi che si sposta. Quello c'ha 6 anni. Perché a 6 anni non camminano in terra, i ragazzi, sentiamo questa poesia, vogliamo questa poesia come la dice bene. 30 minuti, un po' a seggio, una mummia. Non so no, ma io vado un po', vai, questa poesia, no, aspetta, dagli il tè, siamo a 10 minuti, a mangiare, aspetta, non lo intimidi. A un certo punto, dopo da sotto la seggio, la mamma in da cucina inizierà a su, non la sa la poesia. O buffone, come dice Eddie, questa poesia. Invece, secondo me, amore, tu saresti un padre dolce. No, la poesia la da sapere, io sono severa. È proprio a questo proposito che noi dobbiamo parlare. Dei figli? Sì. Vediamo, non è giornata. Già, tanto per te non è mai giornata. Il problema è che a questo orecchio non ci vuoi proprio sentire. Ma lo vedi come reagisci male? Lo vedi che non si può parlare? Non è il momento di fare i bambini. Non affrettiamo queste decisioni. Siamo fidanzati da Ruciano, non a moti. Poi fanno un figlio tattà. Sono cose che ci si pensa. Poi faccio un figlio con te. Ma chi te sa? Poi ci dobbiamo sposare. Dopo 2 mesi ci separiamo. E passi tutta la vita a far mangiare a te e a figlio, da me lo si scende. Amore, io ti amo. Non è l'amore che manca, è che in questo momento ho delle altre priorità. Si graffia il tavolo. Ehi, me ne fu. Quando sono sordo mio. Priorità. E sentiamo quali sarebbero queste priorità? Amo, che priorità vuoi? Il mio lavoro? Il tuo lavoro? Sì, il mio lavoro è una priorità. Oggi fare il dentista, amore, è complicato, non è come a 30-40 anni fa che la gente i denti se ne cadevano da soli. Da me i pazienti vengono con tutti i denti in bocca. Si c'è faccio carei, ma chi c'è fa carei? Lasciate! Lasciate. Scassa. Quando stiamo a casa mia, volevo vedere se stavamo a casa tua. E poi ho sempre sentito nelle coppie quando si litiga quello che sta più arrabbiato dice basta, me ne vado. Ho sempre sentito. Quello che sta più arrabbiato, di solito è la donna. Certamente non è che se ne voglio il padrone di casa, se ne ha degli ospiti in casa. E poi, deve essere una leggenda. Stiamo in casa, mia, vado io, pave e bullette, senza farlo pesare e consumare, non ci ho appicciata. Carità, io non è che ti voglio far pensare che stia a casa mia. Però è a casa mia, cioè, per carità, tu puoi stare qua quando vuoi, sei ospite.
Allora mi fermo. Posso darti un bacino? Qua, qua. Basta, siete tutti quanti uguali. Sì. Per voi uomini e noi donne siamo solamente un peso. Mai che qualcuno nella vita si pigliasse una responsabilità che almeno una volta nella vita si dovrebbe prendere. Guarda, Anto, guarda. Sarà pure un luogo comune, ma per me voi uomini siete soltanto dei grandissimi immaturi. Allora, ma tu calmassi, io no. Io sto soltanto dicendo che non voglio un figlio. Solo, sì, solo, solo. pare poco. E a me questo mettere le mani avanti che mi mortifica. Io in questa casa mi sento una serva. Una serva, tu, ammara la porta, su. Guarda qua, amore, a Napoli si dice amore, io arapa la porta. Guarda. Arapa. Andiamo. Pronto? Sì, dottor, scusi un attimo. Amore, ogni botte che scippo il pavimento, ma scippa il karma. Pronto? Sì, ho capito, sì. Dottor Coppola, psichiatra di Emilio. Beh, certo che sono amico di Emilio. Mi dispiace che non sta bene. L'avete portata qua? No, un momento, dottor, scusa. È un psichiatra. Dice che ha portato Emilio qua, dice che Emilio è depresso, è una crisi di nervo. Oh, poverino, fallo salire. Emilio è depresso, ha chiappato una crisi di nervi, è malato. Ho capito benissimo, ma Emilio è il tuo migliore amico. Quando sta buono, mica quando sta allora, dottor, sentite, no, sentite una cosa, no, è che è un brutto momento, non potete salire. No, non potete. Sì, grazie. Scusa, stanno salendo. Cioè, allora, no, se ti dico non potete salire, no, vuoi capire che dottore mi ha portato Emilio qua? È logico che te l'ha portato. E che faccio? Chi sta depresso, che faccio? Emilio, il tuo migliore amico, lo fai salire e lo aiuti. Amore, fatti mettere qualcosa così, che sono due uomini. Quando vai in una boutique e la dai i soldi, in cambio ti avessero la stoffa. Hai capito? T'hanno fatto festa a te, momento, vai! Vado! Dottor, un momento. Buongiorno, Coppola, lei, Coppola. Senti, professor Ferdinando Coppola, psichiatra. Grazie, dite Emilio è fuori con la mia assistenza. Venga, parliamo un attimo prima di farli entrare, venga. andiamo là, è un brutto momento. Non lo dica a me. Già. Ma prego, si accomodi, caro, si accomodi. Ho capito? Si accomodi, caro, si accomodi. Ma ho preso un appuntamento. Sono venuto io da lei, signor Mecca. Ah no, perché già un attimo, già tu, te lo studio uguale alla casa mia. No, è perché è casa mia questa. No, è perché di solito è il padrone di casa che dice all'ospite si accomodi. Lei è l'ospite. Tra l'altro non invitato, ma... No, non è mia questa casa, è sua. Ma lei è psichiatra... Cioè Emilio si sta curando da lei? Da me. Sta un guaiotto. Sta malissimo. Ma non si preoccupi. Perché mi ha accarezzato? Chi? Lei? Io l'ho carezzato. Beh, sono quei gesti involontari. Non ci avrò fatto caso, chiedo scusa. Sì, vado in manata. Sì. Dunque, la situazione di Emilio è peggiorata notevolmente. Molto bene. La sua depressione è arrivata a livelli drammatici. Guarda. Mi dispiace. Pensi che l'altro giorno ha tentato il suicidio. Ma lei che sa dice? Il suicidio. suicidio. Autoavvelenamento da monossido di carbonio. Si è salvato per miracolo. Cioè, Gafa, sei rotto il tubo? No, proprio un miracolo. Oddio, un miracolo, sono aperte il portiere. No, proprio un miracolo. Oddio, un miracolo, sono scandati i No, professori. signore, proprio un miracolo. Un miracolo. È finita la benzina. Finita la benzina. E che tenevi i polmoni che al massimo un secondo si muore? Meno male che è durata al massimo un minuto. Un minuto e benzina. Allora non è un miracolo, non te ne va a benzina. Un miracolo. Ma che suicidio è quello tu mi scappa a me? Ma tu se ti vuoi avvelenare con il gas di scarica, prima devi fare il pieno e poi taccina. Ma Ricky, tanto è morire, vado a benzinare, fallo un pieno, tanto è morire, chi le lascia sti soldi? Come è stato la causa di tutto questo, mio caro signor Mecca, è la solitudine. La solitudine? La solitudine. È un uomo realizzato. Ma qua realizzato. Orfano dall'età di 6 anni. 6 anni, more than 40. Sì, ma Emilio ha sofferto l'assoluta mancanza dei genitori. Certo. Per forza. È orfano. Bravissimo, ma soprattutto gli è mancata la figura di un uomo guida. Infatti ad Emilio è mancato il
Padre? Bravissimo! Ma che tu su, oh padre, amo. Esatto, bravo! Ma non è bravura, è facile. No, per carità, secondo me che questa è la vera causa della depressione del suo carissimo amico. La mancanza La mancanza del padre, anche se adesso per sua fortuna Emilio ha trovato il professor Ferdinando Coppola. Che è lei. Che sono io. E lui è fortunato. Fortunato e per sua fortuna noi abbiamo una terapia che ho messo a punto. Come mai sei proprio venuto a suo raccontare figlio. tutte queste cose proprio di... Adesso vi dico. Dunque, la terapia sì. consiste, insomma, nel riportare Emilio alla condizione di figlio. 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 E il figlio di chi? Quello è orfano. Attraverso un processo ipnotico io farò rivivere ad Emilio le età principali della sua vita passata. Cioè la vita passata di Emilio. Esatto. Lo riportate indietro nel tempo. Bravissimo, già grazie all'ipnosi. Ecco, Emilio è convinto di avere 7 anni. Già l'avete ipnotizzato? Sì, la terapia è già iniziata. Cioè l'avete portato a 7 anni? Esatto, Emilio parla come un bambino, pensa come un bambino, si comporta come un bambino, però, attenzione, perché nel giro di una settimana, massimo 10 giorni, io con una miscela di farmaci e con l'ipnosi, io piano piano lo porterò ai 12 anni. Dai 7 ai 12 in una settimana. Bravissimo, bravo! Ma me l'avete detto voi? Lo so, caro, lo so, però attenzione, perché nel giro di un'altra settimana, sempre con una miscela di farmaci e con l'ipnosi, io che te faccio? Che faccio? Piano piano porterò ai 15 anni. Dai 12 ai 15. Bravissimo! C'ho i dubbi, Lo vedo, sopportare. lo so, però attenzione, perché nel giro di un'altra settimana, sempre con la miscela di farmaci e con l'ipnosi, io che te faccio? Che faccio? Piano piano lo porterò ai 18 anni. Lasciatemi indovinare, dai 15 ai 18. Bravissimo! Però attenzione. No, è finito. Ah, 18 è Sì, finito. sì, perché arrivati ai 18 anni e spente le candeline dei 18 Ma anni. fatemi capire, voi gli fate anche la torta con le candeline? Sì. Cioè la festa di compleanno? No, la festa di compleanno è un rito di passaggio obbligatorio. Non noi la festa ce l'ha già fatta. No, ma voi la festa ce l'avete già fatta. Vabbè, comunque, arrivati ai 18 anni e sancito così il passaggio alla maggiore età, noi potremmo dire di averlo guarito. Questo mese di Esatto, di terapia. E in questo mese di terapia ho bisogno che Emilio arrivi in rapporto con il padre che gli è mancato. Ma il padre non c'è. Sarà lei a fargli da padre! Ma lei mica è laureata? Cioè laureata in medicina? Sì. No, beh, penso che siete andati in uno di quei posti a dove da qui ne ci vuole la ranna, cioè che ve la siete comprata la laurea. Io mi accattava laurea. No, bisogna studiare. Ho studiato, Bisogna fare gli esami. ho fatto gli esami. Voi avete fatto gli esami, sei un guaiato con Mavubi, dottor, ma che trattatrice? Collabori, ma che collabori? Che fai? Quando uno sta buffumando? 4 settimane. 4 settimane, io lo studio dentistico, 4 settimane non me ne ha fumato No, ma che state pazziando? perché non chiedere questo, sarei un approfittatore, no. Verremmo noi a casa sua. Meno male! Non avevo capito il meglio, cioè venite qua, sì. ad apurre un mito, Bravo. perché faccio acchiappare indosso, no? Perché io sto pensando alla mia ragazza che non ci crede ai gatti neri, tu vedi che mi sta succedendo stamattina. No, non ti devi andare. Ma me ne sta scherzando? Dottore, io me la caccio. Allora, no, io chiamo i carabinieri. Allora, se state scherzando... Io sto scherzando. No, non mi guardi in faccia, io sto No, scherzando. purtroppo no. E appunto, signor appunto- Vecchio, Emilio non ha parenti prossimi, non ha nessuno, ha scelto lei per questo esperimento. Ma ha scelto me, ma lui ha scelto me, ma io non ho scelto a lui. Ma però. è il suo migliore amico, io penso che per la vita di Emilio... Ma io non voglio un figlio, noi mesi figuriamoci, siamo pigliati. Ho detto, ma che state pazziando? No, signore, che ma cosa ha capito? No, io la istruirò e lei agirà di conseguenza. Lei mi istruirà. Sì. Questo mi getta proprio nel panico più profondo. No, dottore, no. Io non sono proprio portato per la paternità. Io lo faccio dire dalla mia ragazza che cosa ne pensa. No, lei è fidanzato. Che te? Emilio non me ne ha parlato. No, fidanzatissimo, da 12 anni. Niente di meno. Marina, Eccomi. vieni un attimo. Signora, questo è il professor Coppola. Signora, mi sta prendendo qua. Ah, buongiorno, piacere. È un piacere vederla in casa nostra. Se tu volessi spostare vicino alla balaustra. No, vedi che questo povero uomo si sta arrampicando proprio fino a lassù. No, spostati Ma che per tu- cercare di guardare. Ma perché mi ha preso? Io non ho bisogno, mi sono rotto le ringhiere. Dottore, E io non ho guardato. Ah, non avevi Ma guardato. perché mi ha preso? Ma come era accorto che stava cammini con senza calze? La fa trovare la biografia, la fa. Allora,
Allora, questo dottore qua, Ma guarda che io ho sentito tu. appunto, ne chiamata la polizia, Ma che polizia, dottore? Sai che il mio compagno non vuole avere figli? Ah, ho capito, lei ha pure delle responsabilità, questo è tutto. Non voglio non si figli. preoccupi, sia giusto, signor Mecca, è questione di Dottore, pratica. non voglio figli, punto. E invece no. Perché questa per te potrebbe essere un'occasione veramente, veramente importante. Benissimo, sono d'accordo con la signora. Addio. Ma che addio, la prende suo figlio e torna, un attimo. Ma questo è sciamo proprio. Ma ti rendi conto no? Quando non li vuoi i figli ti arrivano. Oh mio, hanno 40 anni. Eccoci qua. Ecco Emilio. Ma che si passa? Quello muore asfissiato. Guarda che mi dà cattivo. Emilio, in la valigia. E chi ci sta? Scusate. Ma che c'è? Stiamo facendo la pezzettino, mettami in Dottor, valigia. chi ci sta qua? Signor Mecca, ci sono gli abiti per un mese di Gli terapia. abiti? No, ma chi stai scemo proprio? No, dottore, forse la vedi Forza, non Ve ne c'è dovete più andare. tempo, forza. Dottore, ve ne dovete andare. Avanti, signora, avanti, vedete qua, forza, vieni. Papà, sorrida. Quanti sorridere? Quanto siete bellissimi. Mua. Chi sei fotografo, secondo me? Emilio, vieni Emilio, non avere paura. Guarda chi c'è. Guaglio, tu la prossima volta devi chiamare me. Te lo faccio io, il pieno di benzina. Guarda che bello. Ma che la combinate, te lo Non si preoccupi, sta militare. Che non parlo di deficiente. Ma lasci pagare, non si preoccupi. Amore! E ti sta guardando sotto la Ma coda. no, signore, signor Mecca, Emilio sta guardando la vita da un punto di vista che non ha mai conosciuto. Ma lo conoscevo, poi tu devi stare amore, Emilio, ma che stai facendo, Emilio? Stai lì, sa? Fa la cuccia. La cuccia. Se non è che ci vuole forza fermo con i bambini. Emilio, direi di entrare nel vivo della terapia. Direi di incominciare con un buon bicchiere di birra. Ci manca sull'abito, qui già sta un No, guaiato. signor Mecca, mi sa- la birra è la prima Ma cosa. non gliela do, ma la potete Signor Mecca, sapere. mi si è sentito? No, La birra è essenziale ma per la non gliela do, terapia. ma come lo può? Forse No, è forse capito, no, signor no, Mecca, dottore, un'altra cosa. l'alcol non glielo do. Signor Mecca, la birra, No, ma non mi interessa, signor Mecca, la birra è un bambino di 7 anni, non glielo do. Signor Mecca, la birra- L'alcol non glielo do. La birra è commessa, murenne seta. Ma dico buono. È stata una notte dura per me, lo sa. Avrò dormito 8, 9 ore al massimo. Furia, li smetto un mese per dormire 8 ore. Chiama, dopo gliela birra al dottore. Mi raccomando, Chiara. Mamma! No, non è la mamma. No. E non siamo qui per cercare una mamma, ricordi? Bene. Sorellina! No, signore, non è nemmeno la sorellina. È meglio! Perché è meglio? Basta toccare il culetto! Dottore, che sei svegliato? Ma che sono solo dei tentativi che sta cercando di mettere in atto. E forse direi di continuare con un piccolo spuntino. Dottore, ma quello spunto, quello dovevi andare. No, ma non per me, per il bambino. E quello è digiuno. Anche se ciò che mi si fa pensare, anch'io farei un certo langorino. Ah, ma va a fare due panini così se ne vanno, Amore, panini col prosciutto. Benissimo. Ma che panini, che prosciutto! Pigli la sottiletta, spacca a metà e facci pure i panini, forza! Ma no, guarda, tu non sei mai stato così perché ma si può sapere che hai stamattina. Niente prosciutto. Vogliamo giocare a me, ti dà pazienza. A vero. Ti do la pasta che avevo preparato per la cena. Fa quello che vuoi, mettiti qua e non ti muovere. Va bene, papà. Non sono papà. Papà. Mammina! Bambini, papà dici che non è il papà. Bambini, Allora, bambini. guaglio, con le mani a posto. Ma che cosa c'è, piccolino? Ma che piccolo, che chi si hanno 40 anni. No, signor me che è qui che si sbaglia, perché Emilio non ha più 40 anni. Ne fa 41. Ma no, signore, Emilio è un bambino. Ma perché lei lo ha ipnotizzato? Ma io sono stato costretto a mettere in pratica questa terapia. Si immagini che addirittura ha abbandonato il suo lavoro a causa della sua depressione.
investitore. Non vende più le case. Ma che cosa? Un agente immobiliare importante come lui che invece di infondere fiducia nell'acquirente si mette a piangere davanti ai clienti, così. Detto, io non voglio fare da padre ad un mio coetaneo. Oh, ma che coetanei! I 17 anni, Ma c'ho! quale sei? Caro! Questa proprio non la devi toccare. Voglio che sta fermo. Non la devi toccare. Hai appena pronunciato la parola che contiene in sé il divieto di toccare la stessa. Ripetila lentamente insieme a me. No. Hai capito? Guarda che bella ragazza che c'avevi te la sei fatta sfuggire. Oh no, sta con me. Ma ancora non ti ha lasciato. E ancora la tua ragazza. Sì, signore. Come mai? Che fai? Te la sposi? Ora vediamo. E ce l'hai il coraggio? Ti rendi conto o no della sensibilità che hanno i bambini? Guarda un po'. Sembra che non capiscono niente, invece capiscono tutto. Ma tu fossi scemo, veramente. Allora, te hai fatto tu. Ma sono fatti miei! Eh. Tu sei mio padre! C'ho bisogno di un padre! Balla a cercare. Anche. E non lo vedi come mi sono ridotto? Solo tu mi hai aiutato. Avanti. Che sarà mai un mese di terapia? Questo è tutto. Antonio, ma che ti costa? Ma un mese a casa, ma tu vuoi vedere che lei? Io. Vabbè. Mi rifiutano. Tutti mi rifiutano. E allora lasciatemi voi. Emilio! Lasciato stare. Se ha deciso, lasciato stare, diventa accanimento terapeutico. Antonio, tu non puoi lasciarlo andare così. Io non potrò più portarlo con me, sia chiaro, dovrò abbandonarlo a se stesso. E si salva allora. Sei un ingiusto. Guarda, sei un senza. Io sono senza Sì. ma mo fegato, mamma, qua senza cuore, ma che stai dicendo? Antonio, Emilio è il tuo migliore amico e se il tuo migliore amico ti chiede aiuto, tu fai il possibile e l'impossibile per aiutarlo. Ma se andiamo pure con mia mamma, con mio fratello, ma che gli diciamo? Scusa. Antonio, glielo diciamo. Ma come non glielo diciamo? Ma vengono a trovare chi è mio figlio, che l'hai fatta un anno e mezzo, non ce l'avevi detto? Guarda, me la vedo, non ti preoccupare. Ma che... Dottore? Sì. Come là? Oh, via da guarda, ci manca E c'è? allora. Tutto il mese di dopo. È troppo. Vediamo quasi che non si fa. Più di questo, Non ti preoccupare. chiamiamo sfortunato. Che aggettivi sono questi? Gli sta inguaiato. Lo devo chiamare io? Ah, lo devo chiamare io? Allora, devo dare. Un atto. Ehi, guardami bene. Questa qua, questa che vedi, è la faccia del padrone di casa. Quello che comando io sa fa. E posso eventualmente pensare ad un'ipotesi. Mettiamo il caso che io decida di farti da padre. Falli per tutti, non Ma sei fissato, non ti mangia. Adesso Emilio facciamo sentire la poesia. Poesia. Non è che per me la poesia la dicono solo per la Ma sera. come non porti? I bambini pesano 15, gli ragazzi pesano 15, scendi! Oh! A casa sono tornato! Ma chi è? Non puoi dire? Chi è? Un bambino. Un bambino? Come un bambino quel E che è una tragedia che a casa sei! Va, buongiorno, sono tornato. A casa sono tornato! Ma lì siamo figli rivoluzionari, ma da dove torno? Ma come se tu continuavi a vedere come se continuavi a vedere la macchina che già sta stato un taglio! Come se me l'avessi dato in capo! Guaglione, non faccio! Non ti faccio mai sviluppo! E io l'ho detto, non interrompiamo il bambino che si innervosisce. Allora mi interrompo qui, vabbè. A casa sono tornato, ma che te? Se ne accorge, papà, se ne accorge! No, è surdo, babbo, è certo che se ne accorge. Che cosa? Che avete suggerito? Signore, perché No, ho visto io, non è suggerito. Ma ti faccio il gobbo, che è meglio. Il gobbo? Un gobbo lo suggerì, no? Il babbo ritrovato. Il babbo ritrovato. Ma non si capisce neanche cosa capisce a secco, sto gobbo, non si capisce neanche lo stesso.
Il gobbo sarebbe un cartello per suggerire, no scartellata. A casa sono tornato! E quando te ne vai? Guarda, che casa non paga! Aiuto, babbo! Amore, vamo, si pensa che ci stai, mi in casa mi fa impressione se ci senti, facciamo zitti zitti, Papà. No, papà non lo devi proprio dire in questo periodo, cancella sta parola. Ma invece di fare sto caso, metti i doli che ti hai, va bene. Ah, mi hai portato un panettone, mo so magno zampugnata. Ti piace? Da morire. E quanto ti piace? Amo da morire, posso resuscitare, posso morire un'altra volta, più di questo. Però lo facciamo senza precauzioni. Mettiamo un panettone in 2 scatole, no? Si è spaventato tutto. Si è ritirato un zampugnare. Ecco, vedi? È proprio questo che non mi va più a genio. Questo fare sesso con il freno a mano tirato. E che la frase in quel momento mi sono bloccata. Basta, Anto. Da oggi in poi o lo facciamo fino in fondo oppure non lo facciamo più, proprio più per niente. Ma come lo facciamo fino in fondo che rischiamo di fare un altro figlio? Già ti è rimasto ciuccione in da casa. Oh, Antonio, ma tu sei un dentista affermato. Hai uno studio avviato, non ci manca niente, ma si può sapere che cos'altro dobbiamo aspettare. Aspettiamo che adesso fa 18 anni, se no vai e facciamo un bambino nostro, ma di quelli che nascono piccolo, non già fatta. Antonio, nella vita ci vuole coraggio. Buonanotte. Buonanotte, amore. Non lo facciamo. Ma si pare che ci perde solo io. Alla fine ci perdi qualcosa pure tu. Senza offesa, nel mio piccolo, c'ho il mio pubblico. Facciamo niente, vamo, like Texas. Che Texas. Oh, ce la faccio ci vuole. Pozzo passare, ma fermato il cuore. Ma non mi pare pisellini di bracci di ferro, metti qualcosa. Babbo! Che vuoi? Babbo, c'ho paura di dormire da solo da là, ho visto il mostro! Io sono mostro, come sei spaventato quando hai visto a te? Ma che cosa c'è, tesoro? Sulle vicende hai visto il mostro, Ma hai io non visto? dicevo a te, dicevo al bambino. Bambini, c'ho paura di dormire da solo da là! Posso dormire in mezzo a voi? La notte neanche. Ma come non puoi dormire con noi? Vieni. Ma non ci pensare proprio, se lui entra nel letto me lo vado a dormire sul divano. Allora babbo, non ti preoccupare, tu vai sul divano che io babbo, ma mi ci penso. Riesci a dormire e ti Basta, alleni. Ma che carabinieri e carabinieri, ma ti rendi conto no che è come se avesse 7 anni? Come se avessimo te 40. Sì, ma ti ricordo che lui è sotto effetto di farmaco. Non riesco a ricordarmelo. Babbo, non ti preoccupare, che se tu vai sul divano io con bambino non mi metto paura. Allora se è questione di bambino, paura vuol dire che a mammina mandiamo un coppo di divano e babbo ti fa compagnia nel letto. No, babbo, senza offesa, mi fai un poco schifo. Ah!
E mammina non ha la minima intenzione di andare a dormire sul divano. Ma allora dormiamo nel letto belli larghi, una piazza e mezzo, già fa caldo. Ma quando mi volevi su una passulietta che tu stai squagliando le cose, Io ho freddo! Allora gli devo dire che fa. Ma tu perché te ne vai? No, a me fa ancora più caldo perché dai cantore e pantofolo. E pantofoli sotto lì, sotto la coperta. Eh sì, perché io non ero sicuro che tu mi facevi dormire. Fino a quando sono sicuro che sono tu dei pantofoli. Cioè fammi capire una cosa, tu ti fai la doccia, lavo l'acqua, ci sta l'acqua e poi ti spogli, sì? Una storia, amore. Ma non racconto storie. È una storia, babbo. Ma questa storia la No, ma aspetta, Non la aspetta, babbo, che la bella storia, aspetta. La storia non vale tu. La storia... Ok? La storia non vale tu. Guarda tu. Quella di mammina. Tu panettone mammina non lo devi neanche mai, io ti faccio un io diabete a vita, hai capito? Racconta la storia. Racconta qua storia, vai tu, non racconto storia. No, guarda, andare su lì. Ma tu, gliela racconto io la storia. Ti racconto una bella fiaba, ti piace? La fiaba di Raperonzola. Che le belle la È peronzola. troppo bella, la vuoi sentire? È troppo bella, voi gliela racconto io? Aspetta, allora, c'era una volta una principessa che abitava in un castello incantato dove c'erano tanti Amore, Che? allora, se mi mette così un po' a spalla, mi firmo un formigolino in doppia. No, babbo, che lei è troppo bella la storia. Non chiedere di dosso, ma caldo! Per favore! Senza presunzione, senza presunzione. Ma siete scordati i giorni! Mamma, c'è sta la bimba che dice le bugie qua. E lascia. Dio, ma è buono. Questa è l'amicetta che è venuta per giocare con te. Sì. Ragazzi, qui c'è la costellazione e lì ci sono i savoiardi. No, ma mi sa bennata prima mattina mi stare sullo stomaco. Mamma, Emilia è proprio scemo. Non si fa colazione con i cani. Mamma, una preghiera, faccia un po' a sta bambina perché le poco troppo scema. No, Emilia, tu ti devi stare zitto, perché se quello sopra sente qualcosa ti spezza le gambe. Quella ha sentito e capì chi è che è stata scema? Ti l'ha portato. Il dottore? 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 Mi trovate bene alla pensione Stella, sì? Chi è che è stata scema? Che? Ah, sì, questa è una mia idea. Ho pensato che mi servisse la complicità di una sua coetanea, allora ho provveduto. La bambina in realtà è una mia assistente, una ragazza di 35 anni che mi dà una mano in queste terapie particolari. Sta deficiente delle 35 anni? Sì, si chiama Fiorella. Fiorella? Sì? Sentimi bene. Ah, certo, chi sei? O padrone di casa. Amore, ma hai visto quanto è carina? Quella potrebbe essere mia figlia. Chissà chi è il padre però, non ci faccio. E lascia! Ma che si c'è? Mi puzzo qua, guarda che me. Guarda che mi hai fatto. Guarda che mi hai fatto. Guarda che hai fatto. Guarda che mi hai fatto. Guarda che hai fatto. Guarda, tutti quelli che... Guarda che mi hai Guarda fatto. che hai fatto. Sto parlando con te, Guarda, lasciami, lasciami lascia andare, sto parlando alla parte. Fammela Ma bene. no, dopo avanti, il giardino nuovo, per favore! Ah, stiamo spuzzando la luce non Ho vuole! visto, lei si deve No, calmare. voglio nel gas, la voglio a Cino, non tutto me la dai a cadere. Secondo me che... Ma si può avere un poco di pace in questa casa, sì? È mai possibile che uno viene tirato giù dal letto alle 10 del mattino mentre sta ancora dormendo e non trova il latte caldo, tutto freddo, e non trova le merendine, che grida di qua, uno di là, e ma basta! Non ce la faccio più, smettetela! Mi sta scoppiando la testa, basta! Smettetela! Ma pigliate un portiere, ma pigliate. No, tu Babbo! Babbo! Eh, Babbo, devo fare la cacca, babbo! che devo fare? Accompagnami anche! Secondo me che questa è una grande idea! Dai, se vuoi sapere che la tua persona. No, questo è secco, per dire che è importante che il padre accompagni il figlio nel momento dei bisogni fisiologici. Tu mi dare una No, perché idea. è un'idea molto più forte. Che stai dicendo? Guarda quanto sono bellini! Avanti, dagalo!
un attimo. Ah, maledette cipolle. Buongiorno Attilio. Buongiorno Marina. Ciao Scilla. Bella. Mio fratello Antonio. È al parco con Emilio. Ma volete entrare? Siamo tre su. Lo vedo. Questa lo sta bene con la testa, vedi che ti dico. Comodi, eh? Ma sapete com'è? Con i bambini. Senti, e chi sarebbe questo Emilio? Il figlio. Ah, Beh, spieghiamo. Ad ogni modo è il figlio fittizio. Hai capito? fittizio. Papà fittizio, finizio, state zitto. Io stavo andando a prepararmi una tazza di tè. Volete un tè anche voi? Sì, grazie. Io sono distrutta, sarà un'ora che piango. Poverina, e come mi dispiace. Hai visto? Stava piangendo. Sì, ma cacciata sta forza una Te spiegazione. la do io la spiegazione. Tuo fratello avrà messo incinta a qualcun altro. Cacchio zozzoso, e questa scena si sta. 7 kg di cipolle ho pelato, 7. Stavo piangendo per le cipolle. Già, ho fatto la pasta alla genovese. Senti, e dove hai detto che è andato Antonio? Al parco? Ha portato il bambino al parco? Ah, un piccerino. Sì, ma è alto così. Ma che vuoi? Finisci di venire Ma stai zitto! Ah, io adesso scendo a parco. Porta la bici tu. Che? Oh, Porta la bici. quanta bella... Guarda quanta gente. Guarda, non può scusare. Ciao! Non può scusare. È bellina questa qua, mi piace. Ah, ti Guarda piace? qua, guarda qua con i capelli, guarda come è bello. Chi è? Ciao. Non può scusare, saluta la gente. Ma che state aspettando qualcosa qua? Chi è questa signora? Signor, perché avete la borsa così? Perché avete la borsa così ferma? Che succede? Non la potete... È vostro marito? E la potete lasciare a Mi marito? lasci stare la signora per cortesia. Ah, devo Dai, lasciare stare. guarda la signora quando è... Come si chiama la signora? Come vi chiamate? Famma. Come? Giovanna. 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 Giovanna, che si marito? Chi è quel signore là che ride? Vi conosce? Guarda, lasciamo Chi è stare. questo signore? E chi è? Ha un amico, un amico. Fai l'educato nel parco. No, guarda no. quando Guarda bella gente, guarda Dai. qua. Guarda. Chi è? Arovaia? Che? Stai fermo. Non dà fastidio alla gente. Ciao. Dove vai? Ciao. Che? Tu perché guardi per terra? Hai paura? Io non ti faccio niente, non sono pericoloso. Lascialo stare. Hai capito? Non sono pericoloso. Scusate, povero cristiano. Chi le No, date- quello secondo me... Io ti picchio. Già te ne mesh per cortesia. Dai, lasciamo stare. Aspetta un poco, No, babbo, no, io voglio voglio trovare capire, una io voglio capire persona. sta signora. Questo babbo dove è bello? Aspetta. Chi è? Ti posso fare una domanda? Perché non c'hai i capelli? Lasciamo. Li ho persi. Aspetta, no, lo so io la risposta. La Avete sei tu? figli? Si è chiarita la No, situazione. babbo, no. E sto perdendo pure, tenete proprio qua. Babbo, tu sei anziano. manca una settimana con te. Tu sei anziano, lo so io perché ha perso i capelli. Perché ha Io perso sono i capelli? ragazzino e lo capisco. Ah, bravo, Lei mi è eri tua scusato. moglie? Secondo me ti fa vedere troppo il panettone. Scusa, sto madre. Che è o panettona? Ciao. No, allora, aspetta. I Ciao a panettoni tutti. sono- Fermi, vieni un po' Tu qua. perché sei sola qua? Guarda la richiuda. Così. Chi è la Così. signora? Che si mette la cosa leopardata e poi viene al parco così. Cioè, vieni qua. Vengo là, babbo. Vieni qua. Sto cercando una ragazzetta bellina, babbo. Ma che fai tu con la ragazzetta bellina? Voglio far dare un bacino. Me l'hai scordata, Durucianna, hai capito? Vieni qua. Guarda questa. Madonna, mi tu... Come bellina. Questa è sorella di Moira. Sorella di Moira? Sì. Bravo, Sì. hai visto? Vieni qua. Mi fa piacere. Vieni qua. Allora, no, vorrei capire. Che è sta storia di panettone qua? No, aspetta, no, ferma, no. Allora, per caso avete visto qualche panettone in giro? No, giusto per fare una domanda. Da quando è venuto questo in casa Ciao. mia, e fatemi sono arrivati un po'. Di qua panettone stiamo parlando, scusate. Chi è Natale? Ah? Chi è Natale? Giusto, stiamo sotto le feste. dai, ci dici vuole. la verità. Avvicina il microfono. Dici ai- la verità. Di quale panettone stai parlando? Tua moglie non ti fa niente a casa. Un panettone di Natale. Panettone di Natale. Quindi tua moglie il panettone lo fa vedere solo a Natale. Tutti gli altri anni tua moglie non fa vedere il panettone. Bravo. Bravo. E Sono come una lo maturata Zambugnolo? panettone la signora tutto l'anno. Ma chi le insambugnala così fatica non avevo dall'anno? Che te credi? Babbo, aspetta un po', che avevo visto un signore con una faccia
questo qua, Tutto lo quanto vedi? te ne la faccia. Questo qua. Scusami, che vuoi tu dire? che sei amico mio da tantissimo tempo, me lo daresti un soldino da 100 euro? Sì, 100 euro, ma tu sei scema. Mi ha Come si dato chiama? la mano, Sì, signore. come si ti chiama? chiami? Pio. Pio. San Pio. Sì, sì, Quindi sì. tu sei generoso. Fatta zitta. Glielo daresti? Sì. Ah, glielo daresti? No, no, se hai ti Sicily te la veramente. Mettine, sì. 50. 30, niente. 10. Niente. E pagato il biglietto. Bravo, Ma bravo. perché per entrare in questo parco si paga il biglietto? Questo è un parco particolare, questo qua. Ah, ho capito. Vieni ho qua, capito. vieni Aspetta, qua, papà. vieni qua. Dove andiamo? Dove vai tu? Hai chiesto il permesso? Vieni qua. Allora, no, voglio capire alcune cose. Ciao. Chi è? Dammi un popcorn. Non ci venite a indellente, ci vuole telefonino, signore. No, allora vorrei capire alcune Babbo, cose. mangi il popcorn? Che è su? Me l'ha dato la signorina dietro. Mangia, babbo. E dove viene i popcorn? Indica roba di cristiano, ma la vuoi finire o no? Io la voglio bene. Tu le devi fornire a fastidio alla gente. Babbo, aspetta. Pure per strada mi hai fatto fare una figura di niente, dai. No, aspetta, babbo, voglio chiedere una cosa a questa qua. Mi daresti un bacino? Ah, Guarda, come Che ti sia- chiami? come? Tina, si chiama Tina. Ah, e mi ha dato un bacetto. Voi siete il marito? Sì. Voi volete portare? Quanti figli hai? Già è nato, ce n'è nato. Nessuno. Nessuno? Babbo, ho trovato il mio secondo papà! Bravo! Come lo voglio bene! Qui siete. Con lui hai i soldini? Che professione? Che professione fa? Sei benvenuto. No, voglio capire che professione fa. L'idraulica. L'idraulico. Chi sto che in tubo, babbo? Tra tubo e panettone non si capisce niente. Vieni qua per cortesia. Ma lì sta signora! Si è messo il cappellino la signora. Allora. No, allora Babbo. voglio capire. No. Ma oggi è il mio Che compleanno. stanno poco zitti, voglio chiedere un consiglio, un parere a sta gente. A chi, No, papà, non a lo chi? so, eccolo qua, a cosa vuole. Bene. Ah, guarda questo, guarda. Che bello giubbino, chi si lo stesso l'anno passato, sto giubbino, Allora, no, vorrei capire. Ma è caldo? No, era fresco, il giubbino che ci mette la stagione. Tu sei la moglie? No. Stai Quanti zitto. anni hai? 23. Tu quanti anni hai? 42. Vanno bene. Vanno bene, sì, vanno bene. Che la mosso forte, capito? Sì. Tu quanti anni hai? Io? Babbo, quanti anni ho? 12 anni. Non è vero. Quando ne viene, scusa? Perché ho visto troppi panettoni, quindi sono cresciuto. Ma le patallo, hai visto i panettoni, hai visto? Allora, no, vorrei capire, tu stai capendo quello che sta succedendo a casa mia? Aspetta, Che sta aspetta, babbo, non lo ascoltano, sì, Ok, aspetta. bravo. Allora, fallo sapere, che sta succedendo a casa mia? Devi sapere se lui per figlio. Assafana. Beh, secondo te guarisce? No. No. E come facciamo lo no? Voglio capire E parla con il dottore. con il dottore. O dottore, io ci avrei tra issi, chi mette la coppa, tutti e due. No, vorrei capire. Io parlo con il dottore, no? Vabbè, voi diciamo che state capendo quello che sta succedendo a casa mia. Ma avete visto tutto? Sì. Tutto. Ma voi siete la moglie? Ma può parlare? O dopo lo... Può parlare? Allora ripetiamo la domanda. Avete visto tutto? Sì. Tutto proprio? Sì. Cosa? Cosa avete visto? No, ok, la cassa la domanda, capite? Cosa tutto? No, il panettone no. La signora ha capito, La signora ha capito. No, volesse capire sto panettone, ma a quante persone chiude? Ma aspetta un po' che mi inizierei a preoccupare. Ok. Tu stai qua, davanti a te non c'è nessuno e hai detto che non hai visto il panettone. L'ha Secondo me devi mettere gli occhiali e te fare la cataratta. Ah, cataratta. Secondo me. No, te non diabete, signora. Ah, perché vedete troppi panettoni. Per non bravo. Babbo, Come in per non poche fare parole arrabbiare? dai. Mo dice bacio, mo In dice- poche parole dai che si cornuto ma devo fare arrabbiare, Ma tu babbo. sei scema proprio. Guarda, Aspettate un guarda là. poco, babbo, Ma ho che visto- tiene che ho fa visto perché che tengo, babbo, che Chi è Surusi? Chi ha dato il bacio a questo? Me l'ha dato quella signorina là. Ma Guarda com'è signorina, che la sta mettendo ora nell'occhio, cara? Babbo! Signorina. Ma la lasci stare? Lei mi vuole bene, tu no. Dammi un bacetto. Non tengo il russetto, se no dai strada. Io, guarda, mo ti faccio a metro scasserina. Aspetta un attimo. Dimmi. Cosa vuoi chiedere alla signora? Che cosa voglio chiedere alla signora? Io, quando ho da settimana accattato un panettone? Una volta a settimana? No, che Una se volta. non vedi diabete, cara. Sì, però il Se no- dottore qua il marito si sta un po' preoccupando. Perché? E non lo so. Lo vedo un po' strano.
No, tranquillo. È tranquillo. La signora gli fa mangiare il panettone abbastanza? Bravo. Va bene. Babbo, aspetta un po'. ce voglio ne dobbiamo qua. andare. Ho visto questa Ma signora o signorina? ritirà sto a 3 Signora o ore. signorina? Venga un attimo con me, venga. Chi è? Venga un attimo con me. Non ti faccio niente, vieni con me. No, Non vuole venire. signor, venite un attimo. Venite. Voglio portare a casa mia. Babbo, tra queste 3 chi scegli, dai. Tra queste 3? Allora, lei ha detto che non può. Lei, quanti anni hai? 25. Ci credo, che avevi 25 anni, una signora. Ti posso fare una domanda, però non ti devi arrabbiare. Ce l'ha la pensione? Non Dai, ha vieni con me, dai, vieni, prendi la borsa e vieni con me. Non vuole venire. Chi vuole venire? Chi vuole venire con me? Signora. La signora che prima si manteneva a borsa. Bravo. Vieni con me, vieni. Venite Andiamo. Venite con Vieni noi. con me, vieni. Io faccio Vieni portare a con me. casa mia, voi non ci credete Andiamo, che sta succedendo. vieni con me. Venite. Andiamo. C'è ma la signora. Andiamo. Venite. Lei venite è la con signora? La signora? E la signora? La signora? Giovanni. Venga con noi. Venite a pensare. Da un'aga io faccio fare a casa che sta succedendo. Venite, dovete venire. Venite a Non vi preoccupare. Quello babbo è scemo, però non ti fa niente. Vieni. Andiamo. Scusa. Non vuole venire. C'è qualcuno che va a venire a casa, ci sta. Questa signora qua che si preoccupa. Andiamo. Tu pure c'hai la pensione. Andiamo, vieni con me, vieni. Dammi la manina e vieni signor, con me. venite. Signor. Mo ce la va a mangiare, finito. Andiamo, signor. A signor della pensione. La pensione. Bene, potete andare. Volete pigliare? Pigliatevi come nipote, volete pigliare? Andiamo, saliamo di qua, andiamo. No, dovete salire. No. Faccia la cannella, faccia. Un momento, aspettami. Sto cornuto mi sta facendo girare per tutta parte. Oh, un momento. Allora, ve lo ripeto per la terza e ultima volta. Emilio non è un bambino. In effetti, infatti, Emilio è un bambino fittizio. Alpi che figliacci di Finizio. Un attimo. Sì? Amore. Sì, Anto, a te, dicevo a te. No. No, Emilio, amore, no, Antonio. Sì, amore mio, sì. Va bene, la prossima volta te lo dicono specifico. Sì, va, mo ti apri, è meglio. È meglio. Sono loro. Un attimo, signora, un attimo. Avanti, forza, nascondete, il bambino poteva spaventarsi. Che si mi mostro. No, è che siete i parenti che vede, poteva avere un trauma. Forse la parte emozione. Forza, nascondetevi, forza. Amore. Ti ho portato una porta. Ti ho portato. Prego. Mangia con noi, si ferma a mangiare con noi. Allora, io una volta giù al parco su Scussumano. Prima si è messo a chiedere 100 euro a Fabrizio. No, come si chiamava? non lo so, non mi ho chiesto ricordo. 100 euro. 100, poi si è messo a chiedere un bacio a una creatura, apparentemente. Cioè, si chiama Patina. Sì, si mettendo niente in luce, avete capito? Comunque mamma mettere le denti oscurate in camera da letto. Gesù, e perché? Sto panettone sta a bocca tutto quanto. Mamma, segnati i bacetti con la lingua. Ma ti fai mettere le mani addosso da quel sozzone? Dai, ma Emilio è un bambino. Un bambino delle mani è 1 ai 40 anni. A te bambino non si tocca. Bambini non si tocca. Non si tocca. Tu bravo, tu qua, sì. Io a mamma la tocco quando mi pare e piace. No, mica è detto. Mica sono la tua che. Ma guarda Escia, sei la mia fidanzata, ho il diritto di toccarti. Non è un diritto assoluto. Tu mi puoi toccare qualora io voglio che tu mi tocchi. Ma Bolini è arrivato, però se tu vuoi io ti posso toccare? Sì. Lui no. Se lei non vuole, ma se lei volesse. Lei non può volere, perché se lei volesse era messa a capo prima a te e poi a essa.
Che? Ma no! Papà, chi sono sti rimostro? Mostro! No, questi sono i zii. I zii, Ma no, Scila! Ma guarda quante... Ma leviamo una curiosità. Ma chi deve essere? Devi essere solo durante una mano. Ma nella mano. Chi? Lo stilista. Come si chiama? Cavallaro. Ogni volta che va il cavallaro, tu forse un cavallaro che... Ogni volta che la vedi che questa è mia cognata. Te pare. Sei sparato lo stilista? No, Sì. è vivo. Ah, mamma, scusami Scila, amore. Sì, no, mandiamoli via con una scusa che si mangiano pure un piatto. Non ti preoccupare, amore, Grazie, me la vedo amore, io. grazie. Mi è venuta un'idea bellissima! Sì. Perché non state tutti quanti a pranzo qui da noi, La genovese, Ho preparato la genovese, vi piace? No, grazie, amore, non mi piace. No! No, grazie. No, grazie. Amore. Ma che la chiami amore tu? Voglio. Amore, panettone e zampugnali in questa casa sono brevetti personali. Allora, noi dobbiamo chiarire questa situazione. Aspetta, abbiamo quelle mie È malate. malato, ma è malato, sì, è malato. Ah, è malato, Sì, è malato. Hai te, senti, sei credo. Vabbè, Mi ingoppo, ma tu sei mia. Signor me, che Ma tu questo scemo veramente... Cresti, devi calmare, così me lo traumatizzo. Ma io la voglio traumatizzare, ma non mentalmente, ortopedicamente, hai capito? Per un piatto, signor Sto piatto fa parte di un servizio di piatti buoni che mi ha regalato Lucia. Ah, l'abbiamo scoperto! Madonna, no. Questo piatto fa parte di un servizio buono che ti ha regalato Lucia! Oh, ma sei sceneggiata! Ah, l'abbiamo scoperto. Questo piatto fa parte di un servizio di piatti che ti ha regalato Lucia. Signor Vecchia, qua! Si rende conto di cosa poteva succedere? Tre piatti tutto, che doveva No, succedere? dico cosa poteva succedere se in quei piatti ci fosse stato davvero una pasta alla genovese! Ma di come va accagnato, tu mi faccio male. Vado a controllare la pasta. Fate quello che volete. È già accagnato, non ce la faccio. Arrivo! Oh, buongiorno Fabrizio, Ma guarda, buongiorno, poi è una brutta situazione. Sì. Lui è Fabrizio, l'odontotecnico dello studio di Antonio. Lui è Attilio, mio cognato, e che lei Scile, sua Ma moglie. me come non morto, signore? E chi è sta poverina? Ma la signora è una collega? No, è una paziente dello studio. Si è bloccato l'apparecchio dei denti in posizione d'apertura. È rimasta così. Ha mangiato papà e non riesce più a chiudere la bocca. Signora, ma Chiamate questo un dottore, guaio, ok? ma andiamo subito, Antonio! Dottore! Antonio! Dottore! Antonio! Oh, Mamma mia! tu che sei qua? Dottore, Lo studio? l'ha abbandonato? Hai abbandonato lo studio? Dottore? Quanti anni ha quest'altra deficiente? Quanti anni che è il neonato sta imbecille? Che? Ma perché c'è la benda? E gliel'ho messa io. La benda? Perché? È solo col motorino, se ne ha l'ultimo schillo in bocca. E perché la vanno in bocca? E non può chiudere la bocca, dottore. Ah no? Non puoi chiudere la bocca? No! Da Torino! Dottore, si è bloccato l'apparecchio dei denti in posizione d'apertura. No, non sta venendo buono lo shampoo, dottore. Avete fatto proprio grosso, dottore. Un attimo solo, scusa. Mamma mia. Scusate, fammi capire, ma quindi tu stai parlando all'Antonio Mecca dentista di Schwunnebuchen o all'Antonio Mecca padre di Schwunnebuchen? Ma perché avete preso i voti? Dottore, come lo venga pure oggi? Voglio dire la messa ai tuoi funerali. Vi siete anticipati? No, in modo per tu devi andare di sfilata che ma che ti pare un sacerdote, padre, genitore. Ah, vi è nato un figlio, Ma che auguri, dottore. Ma che auguri? Ma hanno portato la settimana passata. Oggi compie 12 anni, la settimana prossima Michele Farmaci l'ipnosi lo porta a 15, ma la settimana prossima Michele Farmaci l'ipnosi lo porta a 18, ma la settimana no è fruppo perché nami sa benzina, perciò si è salvata! Recuperiamo su... Come si chiama? Che signora, signorina? No, signorino, dottore. Per forza, chi sa la piglia, mamma mia.
Allora, signorina, come si chiama? Allora, dottor là. No, non mi dici che sta là, che sa, dimmi solo come si chiama. Ma che vai, scusate, dottor. Tu hai detto il Dio No, che sta là, dottor, dimmi là. solo, non mi dici che sta là, Obego che sta là, Dottor, dimmi scusate, solo come si arriva chiama. lì, dottor, Tu là. lo stai dicendo, non mi dire che sta là, Obego che sta là, là che? Là! Landolfi, dottor, è una parola, è tutto attaccato. È tutto attaccato. È tutto attaccato. E allora se è tutto attaccato, perché là o dice là, io riesco a cognome o dice qua? Sta così, dottor. Sto cretino, se è là o è qua, l'andolfi è tutta una parola, o dice tutto qua o dice tutto là. Allora se si chiamava qualcosa, che facevi? Qualcosa là, oppure qua, qualcosa là, qualcosa là. Oppure qua o è là, o è là o è qua o è là. Come si chiama? Ma ricordo, dottor. Scusate, allora signor Landolfi, perdonatemi. No, tutto quello che ho detto prima non conta. Pensavo che era un'altra trovata di quegli impostori in cucina. Avete il pastore nella cucina. Che tenne? Pastore. No, vengo tu presepe. C'ho i rimaggi della Maronna, San Giuseppe, il bue, ma manca l'asinello, va fuori, ci va cammi. Ma che pastore, impostore! Ah, l'impostore tedesco. E da afferrangando, da afferrangando. Allora, signor, guarda che bella donna, guarda che occhioni belli che Ah, te. dottor, non esagerate. Dove stai zitto? Allora, posso sbendare adesso, signor? Tanto non ci stanno i moscerini qua, non mi preoccupare. Vai vedere. Signora, signor, no, i tonsilli stanno a posto, non è da fare la campana. No, non sono un otorino. Io sono venuto al motorino, dottor. E come va un ziccarudetto si spaccatava? Casco, dottor. Il cavo, state zitto. Allora, signore, come si è bloccato questo apparecchio? No, la signora è arrivata già bloccata stamattina allo studio. Già stai in divide di sosto, già No, bloccato. è perché si è mangiato una forma di babà di questa portata. Non fare questi gesti volgari davanti alla signora, signorina. Allora, signorina Landolfi, che ha fatto? Il boccone troppo grande e si è bloccata la mascella? No, dottor, no. Io credo sarà stata la rumma. Ah, ballava? No, Ballava mentre cascata, mentre ballava col papà? La rumma. No, si dice la rumba. Che è? No, la rumma, dottor. Rumba. No, allora, la rumba, quella là si balla, la rumma si leva. Mi fa bevere una rumba. Come, dottor, ma pure qualche altra cosa, mi ho bevuto la Coca-Cola. Ho bevuto la Coca-Cola. Sei diplomato, Come no? Fabri, che cos'è la rumba? Allora, dottor, la rumma è la liquore che sta dentro alla babà. La rumba è la liquora che sta dentro alla babà. Quando non si beva. Quando non si beve, dottor. O si beva o si O mette si dentro. mette là dentro, dottor. Fabri, ma tu le scuole medie, quelle inferiori, le hai fatte? Come no, dottor? Le hai fatte? Ci mancasse, dottor, sì. Io, un professore di italiano è morto il primo giorno in scuola, è morto. Ma sto deficiente, la rum, che è la rum? Rum come mai? Il rum è maschio. Ah, signore, è fermo. Ma sta zitta, ma guarda, vai. Attenzione, che venga! La pasta! Che vai, gente? Amore, ho preparato la pasta! Spero vi piaccia, prego, accomodatevi. Mo io ho un'emergenza perché devo scappare. Non mangi! Oh, piano, amore, io posso mangiare, ma la signora a meno che la metti in un tubo in canna e la nutro, come facciamo? Dottor, però non morse il bucatino. Caffè, un boccone? Un boccone? Il bucatino. Di bucatini? E bucatine? Come si fanno i bucatini? Così. I bucatini fanno qui. E i bucatini sono chist. Chist, sono zitto spazzato. Dottor, più o meno. Ma anche questo sa? Che? Amore, ho dimenticato di dirti che ho invitato anche i nostri vicini. Gli Stoppini? E come no? No, che non lo devo frequentare, signor Stoppini. No. Vai a te, signor. Buongiorno. Il signor Stoppini è un poliziotto, un nostro vicino di casa. Signor Stoppini, suo figlio? Mio figlio sta mettendo la carne al motorino. E sua moglie la stuppola?
A sua stoppini. Mi vuoi arriva? No, Chiedo no. scusa, ma tutte queste persone si fermano a mangiare a casa nostra? Sì, ma già cattata la casa insieme al dottore, capito? Casa mia, ove mai? No, il maestro vuole sapere se avete ordinato perché ci tiene. No, dico, ce la facciamo con le porzioni, sai, i bambini sono piccoli, si devono nutrire. Ce la facciamo, sì signore, ce la facciamo. no, vabbè, tanto le cipolle non mi piacciono. Non ti piace? No. No. E vabbè, se non gli piacciono le cipolle gli posso preparare qualche altra cosa. La pasta al burro ti piace? Non lo iniziare, il bambino deve crescere. No, signor Mecca, non si arrabbi, vuol dire che se i bambini non piacciono le cipolle, la sua porzione me la mangio io. Se sacrifico, dottore, no, te la mangi punto e basta. Uè, a me le cipolle non mi Come non piacciono. vuoi? Mi restano sullo stomaco, Fate poi bene. fetelo. Ti ricordo che la questione delle cipolle venne fuori anche con Ottavio e fu proprio Ottavio ad insegnarmi il metodo affinché le cipolle non fetessero. Sicché questa è la pasta con le cipolle che ti ha insegnato Ottavio. Ci azzecca un bocco Ottavio. Sicché questa è la pasta con le cipolle che ti ha insegnato Ottavio. Ma succede? No, per favore! Qua dobbiamo avvertire tua madre. Tua madre lo deve sapere. Oh, calmati un momento, a me mi fa male la capra. Ah, fammi capire bene. Ma stu è figlio? Ma chi è figlio? La tua cognatina tutta faccia d'angelo lo prende con le pinze. Si è fatta mettere in città Gigi Fenizia e tuo fratello si sta. Fammi capire un momento, fammi capire un momento. Tu mi stai dicendo che Emilia è veramente un figlio di Gigi Finizio? Wow! Certo che non si assomigliano proprio, però. Ma nemmeno figlio di Gigi Fenizia chissà chi è figlio. Ma intanto suo figlio che è figlio di tuo fratello e tuo figlio e tu stai senza figlio, capito? No. Sapevo. Fosse capitato a me. Che cosa? Di rimanere incinta. Di me? Ah, ti sono 10 anni che siamo sposati e sei ancora asciutto come una figura. Lo sai che le ho stress. Ma tu devi reagire, questi con la scusa del bambino si prendono tutto. E se tua mamma muore? Ma mo perché da morire mia mamma? Ma perché campa per sempre tua mamma, sì? Allora. Allora. Andiamo a parlare subito. Prego. Signora. 1, 2, 3. Benissimo! Complimenti. Avete avuto veramente un'ottima idea, eh? Si accende la luce, Signora Mecca, venga a vedere, venga! Sorpresa! Ti piace a voi? Andiamo tutta sta roba. Signora Mecca, ma lei pensa sempre la stessa cosa. Sono soldi miei. Lo sappiamo! Amore, per favore. Piuttosto, hai preparato tutto per la musica? Io voglio sapere perché devo stare qua giù a lavorare e lui comodamente seduto in camera sua. Perché oggi compie 15 A anni. proposito, i 15 anni finiscono oggi, tra una settimana spegnono le candeline dei 18 appena andate. No, sì, adesso penso io 15 anni, eh? Direi decisamente l'età più complicata. Perché? Ma come, perché non si ricorda i suoi 15 anni? Il mondo non ne sembrava tutto stretto attorno al suo cuore? Dove vuole arrivare? Amore, ma come? I 15 anni? Tutto era stretto intorno al nostro cuore. Che epoca romantica! Amore, io soffro di labirintite, nato giro e sbatto in terra. Ma qua epoca romantica che io all'età a 15 anni ero insopportabile. Ecco, allora perché non cerchi di capire tuo figlio? Ma quale film? Ma volete fornire questo buffonato? No, io sto spendendo troppi soldi. Bravo, ma tu stai diventando troppo timido. No, no, io non è che sto diventando troppo tirchio, io sono tirchio. Bravo, ricordatene che rivendico il diritto di esserlo. E invece no, perché se Emilio prende esempio di te, io mi innervosisco. Sì, invece di prendere il cattivo esempio, Emilio, sappi che io sto pagando tutte le spese. Quando alla fine ti presenti il conto? Se si ricorderà qualche cosa, sta sotto ipnosi. Allora lo presento a voi.
Ah, forse si ricorda. Ah, si ricorda? Amore, dai. Oggi è il compleanno di Emilio, un giorno importante. Cerchiamo di non rovinargli la festa. Sì, lo sai che oggi per colpi sa buffonati, chissà di bagatella, ci ho perso un'altra settimana allo studio? Amo, ci sta Fabrizio, è la stessa cosa. Fabrizio, ma fammi la carta che quello è non alfabeto, che chi lo fa tonto tecnico, io sono dentista. Lo sai come è diventato tonto tecnico Fabrizio? Perché il padre era un delinquente, ha minacciato il professore e si è pigliato un diploma. Io ho studiato per fare il dentista, mi sono laureato, ho fatto gli esami. Io. E perché guardate me? Pure io ho fatto gli esami. Non conosco il vostro padre. Mio padre, santo mio pace all'anima sua, Vabbè, è chiaro? vabbè. Cosa state dicendo? Sto discutendo così. Avanti forza, non ci concentriamoci. Si sta criando. Sì, sta per scoccare l'ora X. Sì, dai, sincronizziamo gli orologi. Bravissimo, sincronizziamo gli orologi. Da fare la mina. Avanti forza, signore, avanti. Abbiamo preparato tutto come si era detto? Sì, dottor, però mi sono vacanzioso, non vorrei. Signora, la prego, signora, non si agiti, per favore, mi dica. Abbiamo preso anche i papà? Come no? Come aveva detto lei? Anche quelli con la crema pasticcera e la marena sopra? Mignon come mi aveva detto. Ma perché fatemi capire, se i papà non sono con la crema pasticcera e la marena sopra, il ragazzo non li gradisce? Il ragazzo? Eh? Ma chi se ne importa, ragazzo? Quelli piacciono a me! Chi lo dice faccia? Che è proprio la cosa. Amore! Ho preparato il castagnaccio! Ma mo questo è il quinto castagnaccio che mi hanno dato all'inizio dell'anno, un castagnaccio mese. Ma quante castagne surgelano? Amo, prova, lo vedi sei buono. Sarà venuto quello come del mese di aprile? Più o meno sì. E allora? Chiedo scusa, ma perché lei già lo conosce questo castagnaccio? Già lo conosco, e chi se lo scorda? Magari se non vuole assaggiarlo potrei prestarmi io l'assaggio. No, no, lei deve assaggiare, perché esiste una giustizia E divina. io la ringrazio, questo è il mio dolce preferito. Magari prendo questo pezzettino un pochettino più grosso. Sì, vai, vai. Buone, eh? Vado da qui. Guarda, va. No, no, dottore, vieni, aiuto. Sì? Amore! Sono arrivati gli ospiti! Lasciamo che la molla va, ricordate, dottore? Ciao! Ma perché mi hai combinato questo pavimento? Non sono tacchi, sono sciambolo. Guarda che mi ha combinato questo pavimento, mi hai costato l'ira di Dio. È inutile, non si toglie più, signor Mecca. No, fortunatamente ho chiamato la squadra di operai la settimana prossima. No, signor Mecca, è inutile, è inutile. No, ho detto che ho chiamato la squadra di operai la settimana prossima. Sì, ma non si leva, è inutile. Dottor, ho chiamato la Ho squadra. capito, ma non si leva. Ma voi che ne capite? Io ne capisco di queste cose. Ah, ne capite? E perché non facete su mestiere qua, dottor? Che c'è? Ma lasciate stampare la gente, per cortesia. Amore! C'è la tua famiglia! Li abbiamo invitati, brava. C'è Attilio! Ah, Tio, vostro fratello. O Chihuahua, Ma c'è anche la signora. o sempre. O Calipresa. Lottatore greco-romano. Permettete, fate gli stream un attimo e torno. Amore, vado ad aprire la porta. Vai. È festa. Buongiorno. Prego. Buongiorno, Ciao, Marina. Attilio. Ciao, Scilla. Ciao, cara. Atti, sempre con sta faccia allena, mamma lo Ciao, cogna, stai bene? Scila! Ma levami una curiosità. Ma le bestie le scuoi vive? O ci fai una serena prima? Non è bello. Che sono? Un chiodenti? Denti. E questi neri? Naufragio. De bellezza. Doni! No, una mammina mi hai portato. De bellezza, mammina senza occhiali. Ti piace? Ho cambiato look. Che cagnate? Look, ma sono messi gli occhiali a Gli contatto. occhiali a contatto. Controllo pure le stanchette e tieni in due cervelli. Guarda, mammina. Allora, mamma, come mai sei venuta pure tu? Ma come mai? Io sono la nonna. E mi avete tenuto nascosto questa cosa per 12 anni. E ma non mi volete far conoscere il mio nipotino? Dove sta che creatura? Ho capito? Il bambino! Babbuino, figlietto, babbuino. Allora, come? A te, mi spieghi che cosa hai raccontato a nostra madre? La verità, che credi gli abbia raccontato? La verità. È normale. Volevo farmi scilla sta parola, mocca a te mi fa venire la pelle di donna, è normale. Quale sarebbe sta verità? Mi fai vedere? Anto, mammina, di che ti preoccupi? Tu e Marina state insieme da tanti anni.
piccire, tu stai troppo asciugato. Alla tua età è meglio 2 kg in più che 2 kg in meno, sta a me. Lasciasta. E te ne lo paga, faccia Fai verso. una figusetta. Grazie. Per cortesia, che già sta sempre a dieta. Andiamo. Ma ti preoccupi, non siete sposati. E che se ne importa? È vero, attirio. E l'importante è che il ragazzo sta bene e mettete le cose a posto fra di voi. Ma io non ho capito perché. Perché me l'avete tenuto nascosto? Ma come, sono tanti anni che tutte le sere prego a Sant'Anna. Sant'Anna mi fammi una grazia. A me queste 2 nuore mi sono capitate, che ci posso fare? Tenere già una certa età. Fai un miracolo. Falla avere un figlio e dammi un nipotino a me. Non è che non mi aveva fatto un miracolo 12 anni fa e voi mo me l'avete detto. Mamma, Emilio non è un bambino. Amore, scendi subito! Se ne solita, mi risponde nemmeno scostumata. State zitta, forse ce l'hai fatta nelle orecchie. E perché non avete chiamato il dottore? Mamma, l'iPad non è la malattia, sta ascoltando la musica. La musica è troppo forte, ma male alle orecchie. Buongiorno a tutti. Mamma, a cicogna. Dottore, mia mamma. Ah, la nonna! Io sono la nonna. C'è il professor Ferdinando Coppola. È il ginecologo. Signora psichiatra. Emilio. Che pazza. E a Chanté, a delle parascandala. Mecca. Ma Chanté. Emilio. Mi volete ancora un po'? No, grazie. Già preso, grazie, prego. Ma l'hai fatto tu? Sì, con le mie mani. Brava, stavo a dire 2 pezzi prendo. 2 pezzi, però un bikini, va. Amore, ascina 3 pezzi. A nome del WWF, Come c'è. sei gentile. Emilio. Vedo che il ragazzo è proprio scostumato, poi ci vorrebbe una bella dose di schiaffi. Schiaffi. E invece hanno ragione Attilio. Mamma, ma per favore, quei remi di Mangiate. Mamma, mangiate con calma. Questo qua lo ingeri, mangiate. Ti va per un momento solo. Va, mamma, va. La proprio casa da formare. La vendetta del castagnaccio. È buona sta pasta delle lenticchie. Quello è che peso fasullo. Non mancano pagare i pepe. Chi ne peperoncini, che Ma che belli. cosa? Che si sapeva il baccalà? Questo non sa proprio... Buonissimo! Volete ancora un po' di castagnaccio? Castagnaccio. No, non darete poco. Conservalo per gli altri occhi, se no finisce. Ma perché ti è piaciuta a te, Ma mamma? sai, non sto andando a conservare, non mangio più niente. Dove lo E conservi? non metterli da credenza. Chi le osicci la munnezza? Emilio, se non esci subito ti piglia schiaffi. No, attenzione! Emilia ha sicuramente bisogno dell'autorità paterna, ma con la violenza fisica sarebbe troppo semplice. Ad ogni modo io l'autorità ce l'ho comunque. A giudicare da come si comportano i figli non si direbbe proprio. Dottore, la verità è che mio figlio Antonio è troppo dolce. Figurate quando era piccolino. Lo scambiavano per una femmina. Per forza, mi faceva i capelli con l'acqua ossigenata bionda, mi faceva. Ma quando mai a mammina? Certo che i 15 anni sono un'età difficile. Dottore, quale 15? Quale c'ha 12 anni? No, signora, oggi ne compie 15. 15? E ma avevi detto 12? Io fino a ieri così sapevo. Mamma, non ti meravigliare, il dottore oggi a Emilio l'ha fatto crescere. Ma perché ieri e oggi sono passate 3 anni? Mamma, ma io per questo ho voluto portarti qua, per farti vedere con i tuoi occhi quello che succede in questa casa. Ah sì, perché che cosa succede in questa casa? Di che hai paura? Che nostra madre possa morire da un momento all'altro e lasciare la casa in eredità al nipote? Certo, noi non abbiamo figli. Ok, easy. E per forza, i figli bene qua, troppo impegnati in politica. E sta ancora giovane, sa? E questo giorno stanno facendo il funerale. Oggi è un giorno di festa e non dobbiamo pensare a queste cose brutte. Non vi preoccupate, io già ho pensato a tutto, starete bene, tutto quanto. Il testamento già l'ho scritto. Ma sempre, si campate più e Emilia, nonna, esci, la nonna ti ha portato i taralli. Ha fatto i taralli? Sì, la seguo. Andiamo, dottore.
è Renato Zene, Grazie a tutti. Grazie di esistere. Grazie. Grazie comunque. Grazie a tutti. Grazie. Vi voglio bene. Sì. Grazie a tutti. Sai che tu la mazzi e scope, sai che tu, Ma chi? Ma che è? Ma che vuoi? Ma che fu? Guardala, guarda, ma che è fascista? Che è? Chi è? Chi si chiama? Tu chi sei? Io sarei tuo padre. Ma io conosco l'autorità, la leva Ah, da. sì. Gioventù bruciate, ti belle, capito? Chiama Pippi. Che? Pippi. Che è un black sono? No, la Pippi. Ma piacere, ma piacere. Dice le parole punteggiate, si stanno a dirle intere, capito? Pronto, no, mettete un po' là, basta. Capito? Pronto, io sono tutte, capito? Io sono gigante. Casa di riposo, leva da via. Ciao mamma. Ciao mamma. Ciao mamma. Ciao amore. Tanti auguri a te. Dopo devo farmi la canzoncina. Tanti auguri. Dopo devo farmi la canzoncina. Tanti Oh, andate in troppo, c'è farmi una canzoncina. E quello si deve, e si impinge. Ma dove devo dire? Perdono, ho fatto io però chiedo scusa. E calavi un sorriso io ti porto una rosa. E prende l'amicizia nuova pace ti sposa. Perdono, Grazie a tutti, grazie di esistere. I love you, grazie a tutti. Vi voglio bene, grazie. Allora, spegnete queste candelette di quei 15 anni, passiamo ai 18 e 90 anni, saluti, forza. No, mi hai fatto schifo, forza. E buongiorno, io sono la nonna del bambino. E chi è questo signore? Mamma, questo signore è il bambino. Ah, tu sei Bruno? No, signore, che il bambino è un pochino sovrappeso. Però com'è bella, eh? E come fanno queste creature? È vero, Attilio? E allora questa è Emilia. Ma parlo un po' a Emilio, vieni a dove c'è tanto, vieni, bella no. No, ti credo di meno, questo è come se fosse mia nonna, ma che le basso qui Ma come proprio. posso somigliarti che è mia mamma? Eh sì, perché nonna, vedi, io sono l'evoluzione della specie. Sì, Renato serve corpo al muzio, Via, bella, Così bella. così bella, te come piccina, bella, basta, però basta, che È mia mamma, e che le mette male buono, no, io. Babbo? Che? Babbo? Che? Babbo? Dalla che c'ha buona. Babbo? Che? Babbo, a questo punto io abbandono la casa. E tu di nomination? Sì, abbandono la casa perché il compleanno mi adesso scegli. E mostro stanno nella tavola Aspetta, fermo. mostro a me. Pure a me, capisco a mio marito, ma a me, piccoli, io sono stata messa fragola 89. Si è piazzato al secondo posto, poi si è mangiata la prima classificata e si è fatto lo vestito. Animale! Un momento, allora, chiedi scusa, chiedi scusa, zio Attilio. No, un momento, ferma. Allora, chiedi scusa. Non lo conosco. Ma come non lo conosci? Non ti chiedi scusa. Non ti chiedi scusa. No, non Allora, ti chiedi mi fa modo mio, Antonio. scusa. A tuo soldo. A mio soldo, già sai, lei vedrà. Chi stai tuo? Giovanotto, vieni qua. Oh, a te. Pigli gli appunti. Sì, non qua vale. prendiamo gli appunti. Allora, Giovanotto, guardami bene, io sono tuo zio. Giovanotto, non mi fa diventare violento. Portami rispetto, se no... Se no! Porta mia moglie in cuore! Maronna! Ma ci si nera! Prendi gli appunti, prendi gli appunti. Voglio un disfallo. Voglio un trombato. No, Ma chi sei tremato? Hai fatto un coraggioso, stai tremando. No, babbo, non sto tremando. Stai tremando. No, babbo, non sto tremando, babbo. Babbo, per vedere SMS dopo cellulare, dai che vibrazione. Io sto come un assondino, sto. Eccolo, aperto, babbo. Che è aperto? L'ho aperto. Che? Questo è il regalo del mio carissimo amico che si chiama Callo. Come si chiama? Callo. Come? Callo. Sì, come a te, non c'è proprio uguale. Sì. Carlo, con la R. Carlo. Callo. Lo vorrei conoscere. E che problema c'è sta? Che problema c'è stato? Che problema c'è sta? Che... Sta qua. Allora,
Sarà in da Tu ne hai avuto la gente a casa. Se piaceva, ma te lo pagavi, e ti paghi. Oh, io te le caccio a calci. Allo! Allo! Scinno, io vi do vecchio che po'! Oh, babbo, mi nomi? No, dottore, avevamo detto che sta deficiente non sarebbe più rientrata. Come femminuccia. Perché mo che? E adesso è maschietta. Si già schifavo come femmina. Ah, sì. Come ti chiama? Buonasera, sono Gallo. È tutti in una maniera esagerata. Ma chi è che questo? Chi lo vecchio, mi guarda com'è bello, rilasso. Ma tu chi sei? Che? Tu chi sei? Io, padrone di casa, un'altra volta, sì, sono Questi io. terrestri? L'alieno vuole sapere chi siete, che? Io sono la nonna. La nonna questa qua. Ma lo sai che sei ridicolo quando parli? Tu sei ridicolo pure quando tu stai zitto, pensa un po'. Oh, NSB. non mi dare botte, hai capito o no? Erit. NSB. Che è NSB? Non scherzare, bello. NSD. Cre. Non scherzare, deficiente, va, che ci da facciamo? La mia, Ho portato la torta! Però, prima di spegnere le candeline, esprimi un desiderio. Allora il desiderio, voglio il motorino e me lo compra papà! Sto desiderio te lo può scordare! La poesia, eh? La poesia! No, la poesia la dovete sentire. Andiamo bene, scusa. Poi ci fa la canzone. Qua canzone, poesia. Ma che lei figlia finita sta facendo? Fittizio! Un momento! Ma che siamo tornati a rete? Perché? Ma che significa la poesia? Che significa? Che mi hai scritto la poesia, deve dire la poesia. E tu devi sentire la poesia. Cioè, salvo. Tutto io la faccio male a chiesa. Non abbiamo superato già l'età della poesia. I 7 anni. Appunto. E adesso ne fa 15. E che significa? Ma signor Mecca, sono due poesie diverse. Beh. Era l'interpretazione, no? Adesso ci sono i sentimenti del ragazzo. Mi fai dire la poesia? Da voto. Ah, vabbè. Che è quella poesia? È la poesia, signor Mecca. Che ecco, non ho capito. Ma che era mica la poesia scemo? Ma facci scemo tu La tempo? poesia? Vabbè che con carta igienica tu scrivi la poesia. E che va, fa che non mi vai, tu hai voluto quando stai dopo, Ma va. stiamo scherzando? Cioè, chi l'ha scritto? Tu quando hai scritto questa poesia? A io. Ieri. E 3. I 3 e mezzo. Ma perché? Ma ha fatto sta mezz'ora e 10 canni in bagno. Prova la carta igienica. No, ma forse non hai capito che devi stare in silenzio perché Mina deve dire la poesia. Vai con la poesia, Emilia. Non dipenderanno. Vai, amore, vai. Titolo. Titolo. Qual è questo? Ha schifo veramente. Titolo. Titolo. E so a sapere qual è il suo titolo? E ti ho detto un po' di sì, Do you remember? Oh. Mamma mia. Vai, bravo. Titolo. Titolo. E ora dici lo studito! Guarda la E testa! ma poi si sentito la titolo! Mamma camera! La capita addirittura mammutto! Lei è mammut! I sono lui! Mi sono mammutto! Ma va che me lo prendo anziano! No, però la verità che la poesia che hai scritto la titolo io non l'ho mai sentita. Neanche io! Il ragazzo sta avanti. Facino l'uana su venga sotto! No, ma forse non hai capito che devi stare in silenzio perché Mina deve dire la poesia! Oh. No, ma io già vi ho una questione perché quello che ti vogliamo far capire è che questo non è un discorso, questa è una poesia, devi stare tutto al mondo e devi ascoltare! Titolo.
Titolo. Sei una bambola, mo. Grazie, tesoro. Ma come hai pure tu? Per una poi si cade e spatite, sa sì. Scusa, ragione, colpa mia. Ella va a vedere, stai zitto, no? No, ma io vorrei capire perché te non è venuti chi vanno a borsi e te stazzi e a io! Se non siete mica la questione, perché te non è venuti chi vanno a borsi e te stazzi e a io! Qual è il suo anno? E hai? E cai? Ah già, Cai. Ma la botto ai nesi in sta casa! Ho capito. Ricominciamo da capo. Ma cominciamo, ne devo dire un capo. Ninja! Ninja! Sì, io ninja, non ci capisco. Titolo. Sei una bambola, mo. Mi hai lasciato, però. Ma perché mi hai lasciato? Ma la domanda non è perché mi hai lasciato, ma perché devi scucchista? No, non lo capisco, non puoi capire di 2 o 3 interruzioni. Ya vecchio non arriva alla fine della poesia. Ehi, che sei ancora giovane. No, Anna, io dico per te, portassi che muore prima, hai capito? Andò, mamma mia, fa piacere non interrompere più. E tu, Atti, state zitto. State zitto! Io non ci parlate proprio. Oh, ma non è che ci faccia una bella canzone. Sai che faccio? Tu e so. Mi devo uccidere. Sai che faccio? Sasà. Chi è Mosasà? Sasà è diminutivo di Salvatore, Salvatore no, ma non l'ha pigliata. In questo caso è diminutivo di Elvino. Non signore, perché il diminutivo di Elvino è Elvino. E non faceva ripensarci, Mr. Sasà. Ma te è bello, non mi dica che ti stai tu. Ma non sta zitto. Emilio, me la fallo contento. Mandalo un biscottino, lo fanno contento, tutto ma che state dicendo? Ma lei si rende conto che stiamo avendo questione con un creatore di 15 anni? Ma io lo so che è veramente infantile, ne? Io mangio via, dopo prendere una pensione, mangio dolce. Ah, vabbè, Emilio, finisci questa musica, se no mi vai a battere. È facile! Non lo faccio. Vai a tirare, Emilio, vai a tirare. C'è sto buio. Sai che faccio? Sasà. Prende i soldi e papà. Che fai? Poi mi porto a mamma. Me ne vado di qua. Trottolino amoroso. Da da da! cosa vicino a me. Vai via, vai via tu. Vai via. No, te ne devi andare. Perché me ne devo Mi andare? stavi ammazzando. Io ti ho salvato, scemo. Che hai fatto tu? Ti ho salvato. Mi hai salvato? Sì, ti ho salvato. No, voi hai da sentire che è successo. Scendi. Allora, io stamattina, grazie a tutti, me ne stavo andando
in gita in canoa. Mo sono in tanti. gita in canoa? State zitto, sono tanti anni che vado in gita in canoa, no? Saprò come mangiamo a prendere la canoa. Sto scendo di casa, stessa cosa l'ombrello, la mia compagna mi dice no, portatelo con te. Ah, ma vuole stare un po' con grazie? No, portatelo con te. No, fammi che tu che avessi fatta. No, rispondo, che avessi fatta? Asciuto su, ma. Oh, dai, sfortunato? No. Bravo. E invece io sono costretto a portarmelo. Oh. Devo stare sempre appresso a papà. Sì, hai capito? A cozzica. Allora, poi che è successo? Sì. Che quando siamo andati in canoa è successo. No, Non lo devo raccontare. No, è te conta tu che è Sì, successo. allora stai zitto e mettiti sul lato. No, io ce la faccio giù, chi mi stai facendo? Che cosa? Abbiamo preso la canoa. Abbiamo preso, mo partiamo nel 1900. Stai zitto, lo devo raccontare io. Lo che mi pigliata la canoa, dai. Siamo andati a mare. A mare. Abbiamo messo la canoa nell'acqua. Sì, signora. Poi io pluff sono entrato nella canoa. Sì. Poi lui pluff è entrato nella canoa, però è affondata perché lui è un po' più pieno. Sì, signora. Guardate qua. A tutto andrà. Poi a tutto un tatto. A tutto un tatto pottati. Ok, A tutto un tatto pottati. sto buono, qua. A tutto un tatto pottati. Ara Dove mangi, stai? no? A tutto un tatto pottati. Che? A tutto un tatto pottati. Voglio a cazzo di cocco vocale, dici una parola, non si capisce niente, ma che? Perché come ho detto a tutto un tatto. A tutto ad un tratto spostati. A tutto ad un tratto spostati. Ci sono pappavalla, ci mi abboniamo. Ci mi sono pappavalla, ci mi Stai facendo venire un nervoso. Comunque a tutto un tatto. A tutto un tatto. Oh, c'è Samara! Che? Che cosa? Oh, c'è Samantha! Samantha. Chi è Samantha? Chi è? Samantha, Samantha. Chi è Samantha? Samara e Samantha. 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 Savanto Samantha. Steve Samantha, chi è? Ma che è sta Samantha? Che la sapo? Tu e No. Io sto facendo l'effetto della paura. L'effetto? L'effetto? Della paura. Sì, chi l'ha pigliato suono quando era la paura? Perché ridi? Dormi, bello. Dormi. Fammi capire. Ti sei messo paura, è vero? Ti sei messo paura. Dice si sono solo amatori. Aspetta. Comunque a tutto un tatto. A tutto un tatto. A un tetto punto. Ma no. Parla italiano. Tutto, come capisci? Allora, avete capito? A tutto un tatto. A tutto ad un tratto. A tutto ad un tratto. Avete capito? A un certo punto. A un certo punto. No, però ne ripeto. A tutto ad un No, tratto. però tu non devi ripetere. A tutto ad un tratto. O poi? O a un certo. A un certo punto. Ma ne ripetere quello che sono Non dicendo. devi ripetere quello che sto dicendo. O tutto ad un tratto. O tutto ad un tratto. O un certo. O un certo punto. Che dici? Che dici? O tutto ad un tratto. O tutto ad un tratto. O un certo. O un certo punto. Ce la faccio più, non mi credo. Portatemi all'ospedale. Perché non ti senti bene? Madonna, o Vedi? tutto ad un tratto. Devi ridire. O tutto. Dici che tu. Fai. Comunque, tutto ad un tatto. Sì. A tetto punto. Sì, andiamo bene. Lui non l'ho visto più. Un'onda? Un'onda anonima. Vabbè. Ecco. Ma che dice anonima? Che è anonima? Un'onda. Anomala ove mai? Anonima significa senza nome. Perché tu la conosciva che là. Fammi capire. Vai avanti. Comunque, a tutto un tatto a un certo punto, fu tonda anonima. Allora, no, state zitto, no, modesta, no, ha già contato io. Allora, che è successo? Che mentre stavamo in canoa, che stavamo camminando normalmente in questa canoa, a un certo punto che succede? Io perdo l'equilibrio per mantenere a lui e vado a finire in dall'acqua. Puff. Sono andato a finire da... Saprò dopo tanti anni come mi ha già buttato in No, non lo sapevo, non lo sapevo. Non lo sapevo. Non lo Io sapevo. ti dicevo, lasciami perché mi ha acchiappato, a Roma è acchiappata. Per la mano, così. E la mano? Tira. E la mano? A Roma è acchiappata. Per la mano. No, ricordati buono, non mi acchiappavo. No, Non era questa qua, era quest'altra qua. Oggi da Ciro. Addirittura. Dove mi hai... A Roma è pigliata. Allora ci pigliate. Non era questa qua, era questa qua. Era Questa la mano caviglia. qua. Era la caviglia. La Io stavo caviglia. sotto in coppa, sott'acqua. Io dicevo lascia e chi lo toravi. Io dicevo lascia e chi lo... Però ti ho salvato! Ti ho salvato, tu stai qua! Mi ho salvato. Se non ti salvavo tu non stavi qua! No. Fammi andare, basta! Allora, oggi è su dei candeline e te ne fui in da casa mia, capito? Che fa? Me lo trovo un altro padre. Allora, Fammi vedere un po'. Fammi vedere, spostati chi è un che po'. bocca? No, Lui, questo non mi no, piace, è lui troppo non mi vecchio. piace. Nemmeno lui, andiamo, Trovati un po', vediamo. trovati a coccurare, Vediamo chi un ti po'. piace?
Questo qua non c'ha i capelli, ma non mi piace, è troppo vecchio. No, che si stanno perdendo tutti Vediamo quanti. un poco. No, io me la c'hai. Ciao. No, me ne devo andare. No, tu sei troppo giovane. No, io me Tu ne sei vado. donna, a te non ti faccio niente. Io no, io me ne vado, non ce la faccio. Te ne vai? Sì. Io ti seguo. Dove vai, babbo? Babbo? Tu che fai? Babbo, Mi dove segui? Te ne hai da vita mia. Te ne devi andare, hai capito? Te ne devi... No, non ce la faccio più. Me ne devi... No. Ma che ora tornano? Tra poco arrivano gli ospiti. E non t'agitare, sono uomini. Le donne fanno tardi agli appuntamenti dentro casa. E gli uomini quando rientrano. Hai capito? Ma lei è davvero una donna sorprendente. Grazie, dottor. Ha un senso della vita così naif e allo stesso tempo così acuto. Ma vi rendete conto o no che oggi Emilio compie 18 anni e il padre ha deciso di portarlo in gita? Ah, dove? In canoa. Eccoli, stanno tornando. No, se non se ne va, io vi denuncio, avete capito? Vi Ma ti denuncio. pare l'ora Ma di tu si tornare? trovi pure ora sta prima. Tu mi hai detto di portarlo in canoa con me, ma stava ammazzando, sti imbecille. Avete sentito tutti quanti, papà mi ha chiamato imbecille. No, Emilio, papà scherza. Che papà cosa? È un imbecille, che cosa? Non è che me ne si rende conto, 18 anni, sono un'età difficile. E che significa? Io penso che per 18 anni una sola settimana non basta, forse ci vorrebbe qualche giorno in più. Posso dire, ad astute candeline e buona vita fuia in sta casa! No, papà non mi vuole più bene a me. Ma perché quando mai ti ho voluto bene, io mi ricordo. Antonio, mi devi spiegare perché lo tratti sempre così. Guarda, l'hai fatto chiudere dentro la Vai, Vabbè, ci devo andare io. vai a presso O a ci lui, va, vai. o ci va. Io il figlio non lo volevo. L'ho visto. Lei è un padre che non se ne fetta. Sta nata volta qua, che parte famo questa? È la fidanzatina di Emilio. La fidanzatina di scusi, più di quanti anni hai? 18. Non arrivi a 19, te lo prometto. Ha ragione Emilio a dire che sente orfano. Antonio, quella è una tranza. Che è? Oh no, voi qua siete tutti gay. Voi siete tutti io me ne vado. Ma che ti hai mangiato castagnaccio una volta, ma mica? No, dottore, che intendo spiccio, ma c'è cagnato, dai, forza. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Tutto bene? Come sta andando la terapia? Sai, Emilio era piccolino, poi è più grande, 15 anni, 18 anni, 18 anni. Io non capisco chi sei. La signora del papà, la signora del papà. Mi raccomando, non mettete il babà in coppa a tavola. No, non li metto, non li No, metto. Ma prego, accomodatevi, mangiate, ma buffatevi, offre il signor Mecca, prego. Facci come vuoi, cocchi. Signor, accomodatevi, che vi volete mangiare? C'è stata bella roba qui. Ah, boh, signor, piano piano però, E questa è tutta roba piena di grassi, di zuccheri. E voi già siete una tagliafoto. Io sono una 44. Ma di piede forse, signor, Una ama bella. 44. Ah, ma voi non mi prendete collera, quella è pure bella la femmina un po' pienotta. Ma io non so pienotta. Allora mangiate tutto cosa che state sciupate, signor, scusate. Mi sentivo una voce sgradevole. Dottore, auguri. Buongiorno, che? Buongiorno. Ma che stai qua? E siamo venuti per il compleanno, siamo Io non venuti. andavo, buongiorno, che è? Siamo venuti per il compleanno, siamo Siamo venuti. venuti per il compleanno. Allora, che è? A proposito. Ah? A proposito. Up? Proposito. Ora ci va, finire il rum, tieni a mente. Up? Posito. Posto, e arrogo fino a fatta, a proposito, arrogo fino a fatta. Ma l'ho portato, dottore. Dottore, allora, se mi fate finire Sì, di parlare. dici. Allora, a proposito del compleanno, dottore, oggi sono venuti i borghesi. Sta facendo immunità, lo sta facendo. Che significa che sia vestito normale? Ah. Buongiorno. Oh, Buongiorno. buongiorno. Pure voi qua per il compleanno di Emilio di certo. 18 anni. Vostro figlio?
mio figlio sta a casa, arriva. Ho capito, vostra moglie? Anche mia moglie arriva. Giusto. Che ha moglie? Mi Mia moglie arriva. sta sempre arrivando, sta sempre Che arrivando. le l'ha davuto, dottore? A meno che non se l'ha cagnato, non lo so, vado a chiamare Emilio. Va bene, dottore. Oggi finalmente il dottore mi ha garantito che Emilio se ne va da 18 anni se ne va. Come, dottore, a 18 anni già se ne va di casa? Non se ne devi andare. No, dottore, personalmente io sto ancora a casa di mamma e papà. Redattore. E io ancora mi devo formare, dottore. Ancora? Ancora mi devo formare. Poi mi do difficile. Dottore, io a casa mangio e dormo. Mangia e dormo. Mangio e dormo. E i panni li tengo là. E i servizi a casa li fanno. E quando voi poi mi date quel pagarello di stipendio a fine mese. Tu quando hai squagliato che luppocche insomma. Mamma ti fa piattelli e maccheroni. Due purpette la sera prima di andare a letto, ma che tenga c'è la guerra nel mondo, il problema non è mio. C'è la guerra nel mondo, Il problema non è mio. C'è la guerra nel mondo, il problema. Ma perché non dà cina, fa prego? Ma perché non dà cina? Fallo da solo. Ma come chi sta all'età sua se avesse mangiato il mondo sta. L'Italia, il mio paese, in mano a questi giovani. Poi si parla di fuga di cervelli, ma è normale che i cervelli se ne vanno ai tasti capa. Ah, voi detto, ma no, arrivo. Ce lo do, prendi. Devi andare al parrucchiere. No, fatemi vedere, avete fatto? Devi andare al parrucchiere. Dal parrucchiere, avete trovato chiuso? Andate, no, dottore, guarda, sono stato. Allora, dottore, dovete andarvene da questa casa. No, dottore, no, non c'è tempo niente. Oggi l'esaurimento nervoso è galoppante. Stanotte ho fegato ci sgoppo comodino, ma parlate e tanto io me ne vado. Venga con me, signor Mecca, venga Lo pancreas pure. Venga con me, non si preoccupi. Andò. Momento. Auguri, fratello mio. Scigna. Tanti auguri. Tu vengono poco rigidi, che la bestia è morta da poco, sì? Fresca fresca. Chiamare Emilio. E come sta questo nipote mio? Incubo, credimi. Non lo dica, i bambini sono una benedizione del Signore. Oh, che dolcezza, il bambino. Oggi con 18 anni se ne va. 18 anni se ne va, come si dice a noi, i figli quando crescono non appartengono più. No, questo non mi è mai appartenuto. Il nostro se è maschio deve andare a lavorare. Certo. Ma se è femmina non esce di casa fin quando non si sposa. E come pensi di mantenere? Aspetta e coscio. Scusate, che significa il nostro se è maschio? Siete in attesa di... Sì. Mamma Carmine, che è sciallatino? Abbiamo saputo una bella notizia stamattina. Bella notizia per voi, speriamo che non ve lo sapete un bambino. Perché io cordone un bel casa, la voglio imparare le saccine. Andò tuo fratello, ho visto un masculone, finalmente dopo 10 anni si è deciso. Che succede? Un miracolo? No, Anto, io ero solo stressato. Ah, lo stress è brutto. Bruttissimo. Invece sai che ho fatto? Sono andato dal dottore 2 settimane fa. Mi ha prescritto una bella settimana di vacanza. No, non lo sapevo. Dov'è che siete andati in settimana di vacanza a luna di miele? No. Io sono andato in vacanza, da solo. Io sono rimasta qua, incurata dal dottore. Lo stesso dottore che ha mandato tu in vacanza. Certo. Ma viene con combinazione. No, che combinazione, Anto, noi lo conosciamo da un sacco di tempo, vero? Immagino un uomo per bene. Un uomo per bene, che in gamba. È un bell'uomo, cognà. Insomma, questo ha fatto quello che doveva Non ti scrivere fare. perché conosco la cura. Ne sono uscita incinta. Anto, mi ascolti, mi credi, non ha voluto un centesimo. Non ha voluto Niente, ma non ha voluto posso niente. pensare. E Scina? Ma chi? Scina l'ha ringraziato. Ah, come 100 volte l'ho ringraziato. Bravo. Chissà chi somiglierà, Speriamo che assomiglia a Scina. E perché? Sta pigliando il dottore. Che c'è? Dove sta il bambino che gli abbiamo portato il regalo? Vado a chiamare subito, guarda. E va bene, se non hai il coraggio tu di parlare con tua madre, ci parlo io. Parlaci tu, con papà. Mamma, esci pure dalla stanza. E adesso mi dovete, non esco. Sì, bravo, chiudi dentro, chiudi, vigliacco! Oh!
bambola. Filo? E chi è Filo? Filomena? No, Filo. Filosofia. No, tralasciando il fatto che in quella stanza ci possa essere un libro di filosofia, non so manchi come ci è potuto mai capitare. Ora ti ripeto la domanda. Stai recitando? No. Allora, no, siamo buoni. Carmela è una bambola e una canzone. Oggi che figlia finita. Oh, Fitizio! Guardi, per cortesia. E poi tu non sei la vera assistente, la vera fidanzata di Emily, tu sei l'assistente del dottore, no? Sì, vabbè. Che sei? Comunque stamattina abbiamo deciso di metterci insieme e quando nel pomeriggio ho scoperto la pagina dell'adulterio, per poco non mi veniva uno spantico, capite? Mi dite io cosa dovrei fare adesso? Fiorella, allora, prima che ti spacca la capa, sali su, chiama Emily, fallo scendere, spegnete le candeline e già taverna! Perché una volta festeggiati il 18° anno di età, Emilia se ne va! Salvo proroga! Ma non se la proroga a Io nessuno! a nessuno non ci vado. Se viene lui qua e mi chiede scusa, forse. Dottore, hai già un po' a crame, andate e ne ribetta! Parlate pure! Fiorella, forse la tua immedesimazione è andata leggermente oltre il limite. Perché tu non sei la vera fidanzata di Emilio. Ma che immedesimazione? È una questione di orgoglio femminile ferito. Dico io, abbiamo deciso di giocare ai fidanzatini e allora rispettami. Ma mo sto parlando sul serio? Sì. Cioè, mo tieni 35 anni? Sì. Quindi si la mette in mano in culo, non va con galera. No, ma forse non avete capito. Forse non mi è chiaro. Stasera Emilio non spegne le candeline e se Emilio non spegne le candeline, Emilio non se ne va di casa. Stai scherzando? Niente affatto. Niente affatto. No. Biondi, sali su, chiamami, fallo scendere, spegnete le candeline prima che ve le faccio mangiare. E già tu vedete. Io in nessuno ci torno, nemmeno se mi ammazzate. Perché ci metti il 6 davanti a me ammazzare? Tu muori sicura! Ma no, perché ti ammazzo io, no! T'ammazza l'assassino che è in me! E se non ti ammazza l'assassino che è in me, ti ammazzo la cugina dell'assassino che a sua volta è nell'assassino che è in me. Il quale cugino dell'assassino che a sua volta è nell'assassino che è in me si è sposato con una femmina assassina e hanno fatto 15 figli, tutti assassini che stanno facendo la fila in davanti mia per pigliare un numero a chi tancino prima! Senta, caro signor Metta, il responsabile dell'immatrità di Emilio non sono io. Lei è un debole e suo figlio è debole. Lei non ha saputo prendersi delle responsabilità della vita e suo figlio la imita. Non è colpa mia se Emilio pensa che tutti gli uomini siano degli immaturi, degli incoscienti, capricciosi come lei. Lei non ha saputo dare delle certezze a suo figlio e suo figlio la imita. Il responsabile dell'immatrità di Emilio è solo e soltanto lei. Zomba che non ci ha te leva dare da casa mia, presenze nefasti il mondo indecente, levate la nanza, e adesso tutto ma tu per prima te ne devi andare, 12 anni che non mi fa nient'altro che far mangiare riso selvatico, 12 anni di castagnacci, 12 anni che mi rende la vita e mi dice che sia la vita di Gianna, a te. Date nascere un figlio con la pelle di coccodrillo. Mamma, il babbo deve uscire dalla tomba e te fa pagare tutti i guai che le fatte passare. Con pasticcino, con panettino, con salumiere, con pizzaiolo, con Gatto, maniate ce ne stanno proprio voi. Gatto, vi dovete iscrivere all'università un'altra volta. Dovete fare gli esami da capo, il professore voglio essere io e voglio scrivere bocciato! Bocciato!
ha già sfugato. Signor Mecca, sti calmi. Forse ho capito. Lei non era pronto alla paternità. Ma come se ne accorge? Ma da che cosa l'ha dedotto? È un mese che lo sto urlando, un mese. Dottor, quello è tale quale la buona anima di mio marito, è tanto un bravo ragazzo, ma è troppo debole. Ma se non fosse stato debole, ma come avrebbe potuto sopportare un'arpia come te? A me? A te. No, ve lo dico io. Forse abbiamo sbagliato la scelta del figlio tutto. Signora, ma che sta dicendo? I bambini non si scelgono, si accettano quelli che arrivano. E i padri? State zitti. E i padri? E i figli si accettano quelli che arrivano. E i padri? Perché i padri non si accettano quelli che si trovano? Sono io il padre, abbiamo deciso che ero io il padre, devi rispettare, devi obbedire. Perché quando ti disobbedisci ti dà sempre ragione? Se lui non rispetta l'autorità paterna nella società, non rispetterà niente, diventerà un essere asociale, va in galera, diventa un delinquente, e poi io non voglio essere vostro complice. Allora, prima che compri 18 anni, me levo sfizio, io caccio, o caccio, guagliò, che sta casa non ti piace, e va a faticare. Questo non è un albergo. Qua ci sono delle regole, non ti piacciono? E va a zappa! Ma ya ta zappa! 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 Zappa! Ya ta zappa! Ya ta... Lei è un grandissimo incosciente. Sì. Ha buttato tutto il lavoro di un mese. Sta mangiando un prosciutto sano, quello è stato il suo lavoro, capito? Sorella, Mi dica, professore. parlo all'assistente. Mi dica, professore. Bisogna tirare Emilio da quella stanza subito, prima che sia troppo tardi. È troppo tardi. Per favore, un po' di silenzio. Nada, o cacci che in mano... Ha fatto questo, si lasci riparare. Oh, basta! Oh, basta, lo dico io. Ma basta. no, ma chi è? Fiorella, forse non si distragga, tentiamo il metodo carote senza pastore. Ma guarda, fu un proprio vegetale, carote senza passo, che? Poi dici, come mai alla finanziaria vogliono tagliare i fondi alla ricerca? Ma no, ma che è la ricerca? Capito? Che non è una taglia! Signor Mecca, non è, bisogna sfondare la porta, signor Mecca. Forza, datemi una mano, bisogna sfondare la porta, forza! Forza, signora, forza, bisogna sfondare la porta. Ci sta io. Che devi sfondare? Che porta devi sfondare? Sai quando costa sta porta? Sta 1800. Sei rimasto senza però 1800. Ne capite cosa che faccio volantista? Ma mi dico 2000 euro all'anterno, ma posso accattare una porta io! Voi tenete e porte le noci, ne tenete e accattatevi noi! Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Un'ambulanza! Emilio si è ucciso! Dottore, come sta? Sta riposando. Eccolo qua. Tu sei un incosciente. Fingere il suicidio, ma ti rendi conto o no che Emilio poteva morire di paura? No, signora, quello è il senso di colpa. Quello che affligge il fragile animo del maschio procreatore. Basta, dottor, basta con questi paroloni, non erano questi, piani. Io semplicemente gli avevo chiesto di guarire il mio compagno dalla sindrome di Peter Pan, tutto... Ma chi è sto Pietro e Paolo? È l'incapacità Ma di... non è che la desinganna! Invece adesso mi ritrovo un compagno ancora più terrorizzato di me. Signora, non si preoccupi, si riprenderà benissimo. Ah, bene, mi dispiace. Io pensavo che quella del suicidio era una buona idea. Tu non sei uno psicologo. Avresti dovuto chiedere a me prima di scenare un suicidio. A mia moglie Scilla le poteva venire un colpo quando siamo entrati in camera e ci abbiamo trovato con i polsi tagliati. Ma a me perché non me ne fotte proprio niente di te, altrimenti potevo pure partire dalla paura. Ma allora, scusa, voi eravate d'accordo? Sì, signora, sì. Sono io l'artefice di tutto questo. Volevo che suo figlio guarisse dalla sindrome di Peter Pan, che si abituasse alla famiglia, ai figli. Per questo ho chiesto aiuto al suo migliore amico. Miglior amico?
E l'ha fatto sto rispetto. Ma che rispetto, dai, signore? Io sono stato chiamato in casa dal professore per questa terapia. In qualità di suo carissimo amico. E certo che amico mio. Io ho bloccato 3 settimane a lavoro, ho perso un affare serio, ma non voglio perdere pure l'affare del supermercato. Anzi, adesso me ne vado perché i clienti mi aspettano. Sì, ma potevi almeno avvisare noi della tua idea di mettere in scena questo suicidio. Così se vi avvisava la reazione non veniva così naturale. Talmente naturale che anche il povero figlio mio, papà che ci faceva venire in parte. Signora, sei svegliato, signora. Signor Mecca, torni a dormire, non si preoccupi. Signor Mecca, signor Mecca, non si preoccupi, mi dispiace, signor Mecca, ma torni a dormire, non si... Io ti ho ucciso. Emilio. Emilio. È lì. Sì. Ma io l'ho visto in camera sua con i polsi tagliati. Ah no, è stata tutta una messa in scena. Hai fatto apposta. Stai ancora arrabbiato con me, eh? Per farmi sentire in colpa. In colpa di che cosa? Ne andò. Non mi vuole più chiamare papà. Hai ragione, sono stato troppo severo, ma non è colpa mia. Il padre ha il dovere di essere severo. Così le mamme, quando usciamo di casa, possono dire ai figli: non ora retta, papà. Che non è cattivo. È scemo. Ma me. E tu? Le donne ci tradiscono innanzitutto in quanto padri. Ma sono contento che sei vivo. Mamma, piglia la torta con le candeline, voglio festeggiare i 18 anni di mio figlio. Anto, ma lui non è. Non è? Non è tuo figlio. Non mi vuoi più come padre. Dopo tutto quello che ho fatto per te, questa è la riconoscenza. Avrei fatto qualsiasi cosa per lui. Ma questa è la gratitudine dei figli, specialmente dei figli maschi. A te, pur se non è figlio a te, spero che sia femmina, almeno te la trovo vicino in da vecchiaia. Antonio, si calmi. Sono calmissimo. Comunque io me ne devo andare a lavorare. Lavorare? Ma perché tu lavori già? Chi le guai tu? A te ci devo pensare io. Spegni prima le candeline. Signor Antonio, mi guardi? Le pupille si Ho detto che sto benissimo. Allora, per favore, adesso... Non rivolgi a tuo padre con questo tono. Andava, fammi piacere. Come fai? Insomma, spegni prima le candeline e poi, purtroppo, diventi maggiorenne, belli papà.
Consiglia Cianci, Vincenzo Sarmiento, Giovanni Del Prete, Sara Pascarella, Mario Di Fraia, Mena De Filippo, Domenico Carozza, Domenico Mandiero. giustamente, sarà spento. Un minuto ancora. È doveroso ringraziare, questa è l'ultima serata che facciamo di Bello di Papà, ne abbiamo fatte 2, ieri sera è andata benissimo e stasera è andata, speriamo, meno male. Dicevo ieri che fare questo spettacolo, credeteci, non è affatto semplice. Ci sono parecchi cambi, tutto lo spettacolo si divide, cioè percorre un mese, e ci sono parecchie scene e vi garantiamo che dietro le quinte non si riesce mai a stare fermi. Quindi proprio per questo devo dire che se lo spettacolo ha funzionato perché vi è alle spalle una grandissima compagnia. E proprio per questo è doveroso ringraziare chi invece ha lavorato dietro, e cioè il direttore di scena Nunzio Tedesco, suggeritrice Dalila D'Aiello, datore audio e luci Lidia Quintavalle, responsabile di sala Daniela Merenda, poi c'è Maria Rosaria, Bartolo Davide Stefanelli, parrucco Pamela D'Aiello, trucco Maria Palmiero, grafica Mario Denardo, trasporti Pasquale Del Prete, addetti ai trasporti Francesco Gualtieri, Antonio Palmiero, Davide Stefanelli, costumi Dalila D'Aiello, addetti alla produzione Mattia Serino, Lidia Quintavalle, Stefania Natale e Martina Milone, addetti alla comunicazione Maria Rosaria Clemente, Vincenzo Sarmiento, Maria Palmiero. Le musiche originali scritte da Domenico Angelino. Ed eccolo qui. Poi le scenografie sono state progettate e realizzate dal Liceo Artistico San Leucio. Gli sponsor: Agip Autostazione Borghese Service San Nicola la Strada, Panificio L'Antico Borgo di Casa Puzzano, Fofò Pizzeria di Caserta, Officina Meccanica Giovanni D'Albenzio di San Nicola la Strada, Statera Hotel Village di Salerno, Tiziana Traversa, una parruccheria di San Nicola la Strada, Caserta, Masseria 40 Resort di San Marco Evangelista, Girls Power di San Caserta, tutto Caserta, zona 13, via Sossetti a Scialla, Caserta. Grazie agli sponsor, grazie ancora a voi. Siete stati grandissimi, siete stati un pubblico meraviglioso, è bellissimo vedere un teatro così pieno, perché ciò significa che, vuol dire che quello di stasera, quello di ieri sera è un miracolo, uno dei tanti miracoli che fa il teatro. Abbiamo ringraziato ieri sera, un'altra cosa, ringraziare Antonio Stefanelli per averci fornito in ex sedie di scena, i tappeti di Gerardo Funiciello, il pavimento di scena e poi, l'abbiamo detto ieri ed è doveroso quindi dirlo anche oggi,
dobbiamo ancora ringraziare nuovamente, forse non finiremo mai di ringraziare, una di noi che, ahimè, 2 giorni fa è venuto a mancare il nonno. Però ieri sera e stasera è stata qui sul palco con noi e ha portato comunque lo spettacolo avanti con una forza, con una tenacia che, devo dire la verità, fa meraviglia a me stesso. Chiudiamo con questa notizia. L'ultimo ringraziamento va a colui che da anni, dal 2014, noi abbiamo detto ieri, anche quel parente lontano che ogni tanto ci viene a trovare, ed è il primo e l'anteprima del pubblico, colui che vede per la prima volta lo spettacolo montato e ci dà i suoi pareri, i suoi consigli, ci aiuta davvero tanto, che è Pasquale Brasilio. Giuro che chiudiamo. L'anno prossimo festeggeremo 10 anni di compagnia e l'anno prossimo quindi si aprirà con una serie di eventi ed è giusto festeggiare con il nostro pubblico i nostri primi 10 anni di compagnia, il 18 e il 19 aprile, quindi vi diamo già appuntamento con un nuovo spettacolo. È una ripresa che noi abbiamo fatto, ma nel 2014 lo riprendiamo quest'anno perché è uno spettacolo che ci ha portato fortuna, ed è Non ti pago, il 18 e il 19 aprile al Teatro Città di Pace di Caserta. Poi festeggeremo a giugno i nostri 10 anni di compagnia con un atto unico che si chiama Statue Unite, uno show dove ripercorreremo tutti i nostri 10 anni di compagnia, e la terza ed ultima replica di Bello di Papà. Bello di Papà, Dulcis in fundo, per Bello di Papà bisogna ringraziare chi dopo un anno finalmente si è deciso e ci ha concesso l'autorizzazione per poter rappresentare questo spettacolo. Noi siamo la terza compagnia. La prima compagnia, Vincenzo Salemme, la seconda compagnia, Biagio Izzo, la terza compagnia siamo noi che abbiamo avuto la fortuna di poter rappresentare questo spettacolo. Quindi un grazie all'autore Vincenzo Salemme che ci ha concesso l'autorizzazione. Grazie ancora e buon anno a tutti.